Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda. Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni, il tuo partner per ogni esigenza. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Buon pomeriggio a tutti, eccoci in diretta da Via Oslavia per seguire la partita tra Union Brescia e Lecco che sta per cominciare proprio in questo istante. Io vado a presentare quelli che sono gli ospiti di oggi, mister Giulio Venizzi. Ciao Giulio. Ciao Stefano, ciao a tutti. E Davide Olivieri. Ciao Davide. Ciao a tutti, è sempre un piacere. Fausto arriva come sempre a guidarci dalla regia e cominciamo con Zanellato che fa il primo lancio lungo del Lecco. Andiamo a vedere le formazioni, dopo entriamo in cronaca. Salutiamo anche i nostri amici che ci stanno scrivendo, numerosi già da casa, le scelte di Mister Valente che opta per il consueto 3-5-2 o 3-4-2-1, vedremo, dipende sempre dalla posizione di Duca. L'ultima volta è stato molto accorto, più centrocampista che mezza punta. Furlan, Battistini, Marrone, Romani. Rientra Romani, eccolo qua, che batte la rimessa laterale in difesa, Rizzo, Critta sugli esterni, Metrica, Zanellato a centrocampo, Duca come detto o da mezzala o in appoggio a Furrer alle spalle di Konate, confermato prima punta. 3-5-2 anche del Brescia con Gori, Silvestri, Sorensen armati, Bocci, Balestrero, Fogliata, Lamesta, Marras, Crespi e Cazziadori, e c'è subito calcio d'angolo per il Lecco. Sì, siamo già in attacco, per cui adesso si sistema bene la mischia in mezzo all'area di rigore. Già calcio d'angolo per il Lecco, siamo al primo minuto di gioco. Qui al Rigamonti, tra l'altro diciamo a condividere lo stesso nome un po' del Rigamonti Ceppi di Lecco, perché è intestato lo stesso giocatore caduto tra l'altro nella strada di Superga. E intanto è stato battuto il calcio d'angolo e con nulla di fatto, diciamo che non si è impensierito più di tanto Gori con questa occasione offensiva, e intanto viene proposto il replay che fa rivedere appunto l'atterramento di Marras da parte di Critta. Da parte di Critta. Giulio, che Lecco ti aspetti nelle ultime partite? Sempre molto accorto, Valente. Si va a Brescia, secondo te gioca per pareggiare. Per pareggiare, dici? Però attenzione, siamo partiti Sì, bene. avanza sulla tre quarti Metlica, il passaggio verso Konate che oggi gioca titolare come prima ed unica punta dello schieramento. Attenzione, il tiro di Duca, una bella conclusione all'interno dell'area da parte di Duca, è spieguta di poco a lato. Rivediamo il replay con Konate che assiste Metlica e c'è Duca alla conclusione. Tira di prima intenzione, gira la palla, non è uscita di tantissimo. Gli ha dato proprio un bel giro forte, ma con giro. Poco sopra l'incrocio dei pali. Buon Lecco in avvio, prova subito a mettere in difficoltà il Brescia. Attenzione, Zanellato adesso si scambia il pallone con Critta avanza palla al piede e poi trova Duca, poi Zanellato, ancora il Lecco in possesso di palla con Furrer. Attenzione, il Lecco prova ad imbastire un'innovazione da dietro con Romani sul settore di sinistra. Romani, il lancio verso Metlica che non arriva a destinazione, per cui recupera il pallone il Brescia. Gori passa il pallone verso Silvestri, il lancio lungo da parte del numero 28 verso la zona di centrocampo dove c'è Zanellato che per il momento recupera il pallone e poi a terra. Poi commette fallo, si gioca comunque, sì, regola del vantaggio. Attenzione, Marras prova a saltare
il giocatore del Lecco, però solo richiamo verbale, Sì. dovrebbe essere stato Duca. sì, Duca, che lo mette giù secco, era stato saltato da Marras. Ti ho detto pareggiare perché perdere vorrebbe dire andare a 6 punti in questo Ed essere momento, magari risucchiato purtroppo dalle altre. pareggiare come minimo, poi se riusciamo a vincere. Però l'atteggiamento sembra ottimo. L'atteggiamento è giusto. Questo Sono inizio, partiti questi 3 minuti. subito senza paura, hanno Sì. creato subito l'azione per il calcio d'angolo, questo bel tiro a giro di Duca. Per far capire a questa Union Brescia, Feralpi Salò, eccetera, eccetera, che sarà dura oggi. sì, è comunque uno Dobbiamo cercare scontro. di rendergliela dura. È comunque uno scontro diretto, per cui credo le due squadre non hanno l'anima per cercare di trovare È ancora buono? No. No, fuori gioco. il risultato. Tanto sì, fuori gioco segnalato dall'arbitro, che oggi è Zago di Cornigliano, assistito da Rastelli di Ostia e Russo di Torre Annunziata, il quarto ufficiale Lovison di Padova. E all'FVS, per completare, c'è Mattia Bettani di Treviglio. Vediamo se oggi anche l'FVS sarà chiamato in causa, come spesso è accaduto diverse volte nelle ultime partite, sempre con qualche episodio. Con te! Attenzione, avanza la palla al piede, poi viene atterrato Fallaccio. fallosamente. Non è stato dato fallo. Ha dato fallo, ha dato rimessa laterale. Però comunque sarebbe anche fallo da parte. Ma come fai a non dar fallo? Che... Meno male, Fausto, tu rimani girato, Fausto, non guardare. Sì, è fallo di Però Silvestre. Ci sta anche il giallo, Però secondo non me. ha protestato. No, non ha come però te, la palla non l'ha presa. Probabilmente... Sì, è fallo no. quello di Silvestre. Palla non la prende mai. Non dico che ci voleva anche il giallo, però si sarebbe involato. Era Sì, sulla la fascia. dinamica era da fallo e ammonizione, Sì. però no, mi ha sorpreso che non ha protestato con Ate, ha preso la rimessa laterale. Allora, intanto da casa, ciao Cinzia, forza Lecco, ciao Paolo, le altre riescono sempre a fare il secondo tempo verso la loro curva. Noi in casa 3 partite che non lo facciamo e in realtà penso che abbiamo sempre perso il sorteggio, perché se ci fate caso, ci avete fatto caso, all'inizio della stagione invece riuscivamo sempre ad attaccare poi sotto la Nord nella ripresa. Da cambiare capitano. Sì, so, può perché cambiare il numero. non riesce a vincere, cambiare la monetina, non so, qualcosa bisogna inventarsi. Ciao Walter, buon pomeriggio, streaming ballerino, Walter, Albi, ciao a tutti, ciao dai Bagai, ciao Denis, come sempre Alfredo anche, saluto a te, ci seguite numerosi per questa partita che come diceva Davide è uno scontro diretto, ma noi dobbiamo assolutamente, non dobbiamo attardarci rispetto sia al Brescia, perché bisogna continuare a pensare, a puntare al secondo posto. E poi da dietro arriva il Trento fortissimo, la squadra più in forma del campionato. Cittadella ha pareggiato ieri, Sì, 2-2 2-2. con l'Ospitaletto. Giana Provercelli 1-0, Arzignano Novara 1-1, Pergolettese Triestina 2-0 e poi si giocano, intanto si gioca Albino Leffe Vicenza alle 2:30, Dolomiti Bellunesi Renate, poi alle 5:30 Taglia. Attenzione, Pro Patria Ferrer. Virtus, vediamo. Ferrer avanza palla al piede, poi viene fermato da Silvestri. Sì, che riparte. Ritardato con Alle Ate. 5:30 Pro Patria Virtus, Trento Lumezzane e alle 20:30 Inter Ventre Alcione. Si chiude tutta la giornata oggi perché poi martedì già si torna ai noi alle 8:30 di sera in campo per la 30ª giornata. Qua si gioca ogni 3 giorni, veramente. E sì, poi dopo c'è l'impegno con l'Arzignano in trasferta, per cui si arriva a 31 giornate giocate nel giro. Di una settimana. Di una settimana, scarsa, sì. Attenzione, Metelica è in possesso del pallone, smista il pallone verso Rizzo, che attende il movimento del compagno, lo trova in Metelica, Bello. lancio lungo verso il Critta e non è arrivato a destinazione, per cui Gori fa solo il pallone. Adesso Ci aveva provato con un bel lancio Metlica a mettere in movimento Critta a sinistra. Non ci è riuscito. attenzione, siamo sul cerchio di centrocampo, si prova a muovere la Mesta, il cambio gioco verso il lato sinistro, dove c'è Bocci, che è un ex della gara, tra l'altro, Sì. ha giocato nel Lecco. Anche se non ha mai avuto grandi occasioni di È mettersi in vero, rosso. è vero. Attenzione Bocci, la smista per il compagno, siamo praticamente vicini all'area. Sul lato sinistro ancora Bocci, il cross in mezzo, poi prova a arrivarci Balestrero, però bravo in questo caso Metelica a recuperare palle, poi a sventare la minaccia poi Marrone. E Conate, e qua c'è trattenuta su Conate! Sì. Sì. Insomma, però Conate non la perde mai, abbiamo detto nelle ultime partite. Fisicamente il contrasto lo Guarda qua, lo per tiene spostarlo bene. lo devi, guarda, cioè, mi strappa praticamente La maglietta Mesta. di dosso, la Mesta, sì, cioè, quindi... Iniziamo con un altro arbitraggio penoso, Cinzia. Sì, l'inizio non è entusiasmante del direttore di gara, che è Zagor di Conegliano.
Attenzione, adesso il Lecco è in possesso di palla, avanza palla al piede Critta, lancio verso cioè il compagno in profondità, in questo caso Fallo, sì. è stato fatto fallo da parte sì, Fallo su armati. Armati di, non ho visto se era Duca, Sì, anche se poi vabbè si sì, trattengono un po' tutti. è Duca, sì. Un rientro importante è quello di Romani, mister, perché comunque Ferrini era appena rientrato, non lo sta vedendo Valente, perché l'anno scorso Ferrini era un punto fermo e quest'anno sembra... È vero che hai Romani in più dell'anno scorso, però Romani rientra oggi dall'infortunio. Molto probabilmente si fida più, perché comunque sui difensori gli allenatori hanno sempre un po' le fisse. Le fisse, dici, tu sei Magari così anche tu? Sì. E se hai dei giocatori che comunque ti danno più garanzie di altri, non stai lì a guardare, Ti fidi di loro? sì, vai più sulla fiducia del giocatore più che magari lo stato di forma. Conatella ha lavorato un bel pallone all'indietro qui, perché Sì. ha aspettato, no, di trovare il passaggio pulito per il compagno, però ha difeso bene il pallone. Sì, siamo sul settore di sinistra, c'è Duca che smista verso Zanellato, conclude la triangolazione Romani, adesso c'è Marrone, poi Zanellato, siamo nei pressi del centrocampo, il Lecco sta provando a costruire una nuova azione, trova sull'altro lato Rizzo, attenzione a questa azione che però indietreggia fino a Furlan. Per Non cui... ci sono spazi, siamo costretti a tornare da Furlan. 10 minuti se ne sono andati, 0-0, non ci sono stati... Sì, il tiro di Duca. Di Duca a giro. Gli chiamiamo pure occasione perché ha sfiorato veramente l'incrocio dei pali. Poi però niente più, il Brescia ha preso un po' le misure e ora sta cercando di fare la partita e il Lecco prova a ripartire come vuole mister Federico Valente, inquadrato adesso. Su di lui indugiano le telecamere di Now, di Sky. Tra l'altro, riguardo all'infermeria, giusto qualche informazione, allora il Brescia ha tagliato dagli infortuni in maniera abbastanza importante, soprattutto con dei menischi, diciamo, perché sono tanti giocatori che sono fuori per la rottura del menisco. Poi ad esempio c'è Guglielmotti, che è un altro ex della gara, che però è infortunato, ha avuto un problema al crociato, per cui starà fuori per moltissimo tempo. E invece per quanto riguarda il Lecco qualcuno è stato recuperato, però ci sono ancora fuori Basili, Sipos, Mallamo, per cui ci sono una serie di giocatori, anche Lovisa è fuori. Tanco, che ne Anche ha Tanco, ovviamente sì. fino a metà di maggio. Sì. Però è detto giusto dei rientri, c'è anche Voltan che rientra Anche oggi Voltan, è in vero. panchina. E non lo vedevamo da ottobre, credo, quindi... No, in panchina era... No. Sì, è andato. No, da ottobre, così Novembre, tanto. dici? No, Dicembre, secondo No, me dite? no, Sì. sì. Sembrava ottobre, ma no. però comunque da moltissimo Da tempo. tantissimo, ci ho perso il conto. È abbiamo arrivato, visto Esatto. che- è arrivato A tal in punto. corsa. È arrivato in corsa. Qui viene atterrato in maniera molto fallosa. C'è un giallo per chi? C'è un cartellino, sì, c'è. Sì, è stato atterrato allora Furrer. Furrer, e poi Silvestri ha commesso fallo e c'è il giallo per lui. Ma mi spiegate perché non può esporgli il cartellino finché non si rialza dal campo il giocatore? Ecco, è un bel fallo questo. Sì, si è preso- Prima monito della gara, si è preso anche Silvestri. una bella ginocchiata in faccia. Lui. Sì, Da Furrer che sì, cade. mentre lo stava saltando. Quindi adesso ci sarà una palla abbastanza interessante sulla destra, diciamo da una bella distanza, siamo sulla tre quarti. Intanto l'arbitro conta i passi per Ci va Critta. Sì, per far così Esatto. posizionare la barriera dei padroni di casa. Critta che non mi sembra che abbia messo su massa muscolare rispetto all'anno scorso. L'anno scorso era molto più longilineo, no? Ovviamente ha lavorato con i carichi in maniera superiore rispetto allo scorso Può anno. essere, Inizia anche ad avere... sicuramente. Quindi nel Sembra sì, 2002, 24 l'impressione è quella che sia un un po' po'... più strutturato. Attenzione, Critta, il passaggio corto verso Zanellato, poi ancora il Lecco con Romani, poi Critta ancora sul settore di destra. Non un granché sta punizione. Sì, diciamo, si è provato questo schema. Attenzione, Furrer, la palla in mezzo, non c'è Cioè, nessuno. Cioè, Lo schema otto- era otto dopo passaggi. 8 tocchi riusciamo a fare un cross in air. Vabbè, un po' troppo cerebrale. Sì, questa è azione. troppo elaborato come schema. E infatti il Lecco perde palla, e viene atterrato No, si un gioca, giocatore si del gioca. Brescia, però viene comunque... Adesso c'è la pubblicità. Intanto però No, c'è prima questa seguiamo- azione no. del Su- Lecco che viene interrotta, c'era in pressing Zanellato. E allora ricominciamo da capo e noi ne approfittiamo per andare in pausa. Quando hai un figlio malato, per una famiglia cambia tutto.
la quotidianità si complica e ci si sente più soli. Esiste però un luogo dove ogni famiglia può tornare a sorridere, dove quello che pensavi impossibile si trasforma in un'opportunità. Il 14 e 15 marzo vieni a conoscere Dynamo Camp nelle principali piazze italiane. Dynamo Camp, dove tutto è possibile. Rientriamo. Sì, minuto 14 sul cronometro, il Brescia è in zona offensiva, però adesso il Lecco recupera il pallone, adesso c'è tempo per poter impostare una nuova azione per la squadra ospite. Caggi è in tenuta bianca, invece il Brescia è nella con la consueta maglia di color bianco-blu, per cui adesso c'è il Brescia che è in possesso di palla, adesso ci prova Armati a impostare una nuova azione sul settore di Io destra. volevo chiedere a Giulio, se tu sei Parker, no? Se tu fossi Parker, sei seduto in panchina, ma Sipos non c'è, cosa avresti pensato quando ti hanno preso? No? Cosa mi hanno preso a fare? Tanto c'è calcio d'angolo. No, adesso poi non sappiamo bene come stanno. Beh, ma quando è entrato sembra stare bene Parker, onestamente. Infatti, anche con a te. Poi magari questa sì, per carità, non è la partita, no? Oggi a Brescia, per carità, può essere magari che voglia essere un po' più accorto, ci può stare. Nelle partite però giocate in casa due di fila, Parker non è mai partito titolare. Ha fatto bene, quando ha giocato ha sempre fatto bene e molto probabilmente vede con a te più, perché Più in forma, no? più in forma, che gli dà più garanzie nel far salire la squadra. Intanto c'è questo calcio d'angolo al minuto 15 per il Brescia, sul pallone la Mesta. Attenzione, la palla è in mezzo e il colpo di testa però è finito completamente fuori. Direzione di Silvestri forse mi è sembrato. Numero 8. E Balestrero il capitano. Silvestri è il 28. Stavo notando prima che comunque ci lasciano giocare dietro, non vengono tanto a pressare. Una squadra che gioca, lascia giocare, aspettano sempre un po' che avanzi per poi venire, però non fanno del pressing. La loro arma, cioè non sembra neanche, è vero che è una squadra di alta classifica, però non sembra neanche lo sai, una squadra fallascio di Critta, probabilmente anche il discorso di avere un allenatore Su Marras. Giallo per Critta su Marras, in ritardo, lo stende sull'out di sinistra, di destra d'attacco del Brescia. Vediamo. Sì, rivediamo il replay. Sì, ci sta tutto questa ammonizione per il numero 80 blu celeste. Lo poteva forse un po' anche risparmiare, perché lì hai già capito che non la prendi. Non la prendi. Cioè anche entrare così. Allora Denis, ciao, vi saluto, sono all'ospedale Manzoni per mia sorella, entrerò a scatti. Ci dispiace Denis. Cinzia, Walter, ma Ferrini per me non la fa più giocare, per me non lo fa giocare più solo a tempo, peccato. Sì, quello che dicevamo, peccato per Ferrini, perché sicuramente... Secondo me non lo sicuramente se è in forma a pari degli altri dovrebbe giocare, se non gioca invece, perché ritiene gli altri superiori. Romani appena rientrato subito dentro. Attenzione Fogliata, mette in mezzo il pallone con il calcio di punizione dalla Dunque destra. si prende una pedata sullo sterno, nello stomaco, qualcosa in zona quella, però non si fa mai, si rialza subito. Sì, rivediamo un po'. Sì. Il colpo di testa respingere proprio di Duca. Alla bocca dello stomaco. Sì. Intervento forte. Per cui adesso siamo al minuto 17, ancora siamo sullo 0-0 in quel del Rigamonti. E Furlan adesso si appresta a battere la rimessa dal fondo. Poche emozioni, inquadrato Eugenio Corini, allenatore del Brescia, poche le emozioni abbiamo detto fino a questo punto, con il Lecco che è andato vicino comunque al gol con il tiro di Duca dopo 2 minuti a giro, a spiovere, alto di pochissimo. Sì, diciamo l'occasione più pericolosa fino adesso è stata quella. Attenzione sul settore di destra c'è Battistini in possesso di palla.
Attenzione, il Lecco prova ad impostare l'azione, siamo sul cerchio di centrocampo Romani, poi Marrone, avanza palla al piede, la passa a Rizzo che è sul settore di destra, come di sua competenza, ancora il Lecco che prova a impostare l'azione, c'è Furrer che prova a sbarazzarsi di un avversario in dribbling ma non ci riesce, recupera il pallone il Brescia in maniera molto minacciosa, avanza palla al piede di Marras, il passaggio che viene sbagliato. Se l'è mangiato perché poteva andare tranquillamente da solo C'era verso Bocci. la porta Bocci, invece Sì, alla fine mi ha preso contropiede. sì. Cioè, Ma stavo dicendo prima che intanto Giancarlo Masci di Balestrero oggi lo streaming è in ritardo, dice Walter. No, volevo dire che Konate potrebbe anche giocare a seconda punta con Parker. sì. Come ha fatto quel tipo l'altra partita con chi era, con la Giana, che avevano giocato assieme. Perché Furrer anche oggi, ragazzi, dov'è Furrer? Fino adesso... Attenzione, Bocci mette il cross dalla sinistra in mezzo in area di rigore. Cioè, mentre Duca si è fatto già vedere anche un po' in fase difensiva, diciamolo. Furrer ha preso la punizione prima e basta, poco adesso. niente. 20 minuti di poco. Attenzione, Maras la prova a mettere in mezzo dalla destra, ancora Balestrero, lotta con Zanellato prova a uscire dalla situazione spinosa e adesso c'è Critta, l'appoggio verso Romani che viene atterrato da Cazzadori. E si prende un fallo che era quello che poteva, l'unica cosa che poteva fare, ottenere da lì Duca e prendersi questo fallo. Eh sì, uno scontro tra 97, perché entrambi vestono la maglia 97. E tra l'altro Duca è un classe 97, mentre Cazzadore è un classe 2004 invece. Sì, Cazzadori si sta mettendo molto in mostra in questo campionato, un giocatore molto giovane, diciamo, e anche viene dal Caldiero dove aveva già fatto molto bene. Certo che però se lo schema nostro è lancio lungo su Konate, non ci siamo. Poi ti lasciano giocare, per cui loro potremmo essere un po' più... Si vede esatto. che è una squadra, che è un allenatore che ha fatto categorie più alte, perché vedi che è proprio messa in campo in un certo modo, non viene subito a prenderti, ti aspetta, anche perché ha la qualità per provare, ha la qualità, cioè vedi che è già una squadra, diciamo, con una mentalità più da Serie B che da C. Può essere anche un limite questo, perché comunque questo è un campionato dove magari serve anche avere un po' più di intensità. Loro, avendo qualità, cercano sempre di sfruttare un po' questo tipo di manovra, no? Non diventano matti nell'andare a recuperare la palla, sanno che poi quando ce l'hanno la sanno giocare. Questo sicuramente. Intanto era stato atterrato poco fa Cazzadori da parte di Battistini e poi c'è stato questo scontro tra i due e intanto è proprio Battistini che adesso è incaricato di battere la rimessa laterale sull'auto di destra. Konate ha provato a appropriarsi del pallone, ma adesso c'è il Brescia che con Bocci è incaricata di battere la rimessa laterale. Rimessa allora per il Brescia al 22esimo minuto del primo tempo, 0-0, poco, nulla, come detto, da segnalare quel tiro di Duca e poi qualche tentativo timido del Brescia, ma che non ha portato al momento a conclusioni verso Furlan. Giulio? Quello che dicevamo prima, no? che siccome ci sono 3 punti di differenza, no? Però vedi la partenza del Brescia non è la partenza di una squadra che vuole vincere, andare a 6 e dire ok, mi tolgo dalle scatole cioè è una squadra che è lì perché secondo me sa che prima o poi l'occasione le si presenterà, mentre mi dà quell'impressione, no? È una squadra comunque con una mentalità, diciamo, di sapere che comunque ha i colpi, ha la possibilità di farti male in qualsiasi momento della partita. E forse c'è anche la consapevolezza che d'altro canto, dall'altra parte, il Lecco fa un po' più di fatica a finalizzare le occasioni. Quindi, da quando non c'è Sipos, sono già 6 partite, se non ho perso il conto, in cui non c'è titolare Sipos. No, è un bel periodo comunque. O 5 o 6, sembra 6 già. E insomma facciamo fatica perché fino a quel punto lì, al momento in cui lui è stato in campo, le castagne al fuoco le ha tolte quasi sempre o di rigore o
su azione. Comunque... Abbiamo avuto gli attaccanti, sono arrivati, ne gioca sempre uno alla volta. E continua a battere il chiodo lì perché però non si può giocare in Serie C quando sei al vertice e lotti per il vertice in questo modo un po' sparagnino. Con centrocampisti adattati dietro a Konaté. Osto mi dice andiamo in pubblicità e allora andiamo in pubblicità. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Allora, rientriamo mentre noi facevamo un po' di amarcord televisivo. C'è Critta in possesso palla. Sì, siamo sul settore di sinistra, adesso il passaggio verso Konaté e adesso il pallone va in out, va fuori, adesso si incaricherà della battuta Armati per il Brescia, per cui adesso Sorensen, che tra l'altro ha giocato anche nella Juventus, e lui? Sì, nell'Under 23. Sì. Attenzione, il Brescia prova con Sorensen il lancio lungo da parte del danese verso la zona della tre quarti e poi questi scambi continui da parte dei giocatori del Brescia, è difficile stargli dietro, poi Crespi però si incespica col pallone, per cui il Lecco può ripartire, poi perde il pallone di nuovo in pochissimo tempo. Qui difficile era controllare quel pallone. Loro comunque anche di prima giocano bene, adesso non è arrivato. Qualità. Sì, qualità ce l'hanno, superiore. E questo però ti fa vedere, no? L'abbiamo visto col Vicenza, lo vediamo oggi, queste due squadre, è ovvio che rispetto a noi hanno molto di più dal punto di vista tecnico. Attenzione Balestrero, la smista verso Baci il cross in mezzo della sinistra, il colpo di testa tentato da Crespi e attenzione. Infatti fallo, calcio di punizione per noi, infatti io le cose dico la vittoria dovevi trovarla nelle due in casa, non vinci 2 partite in casa, oggi se le avessi vinte oggi ti potevi permettere tranquillamente di pareggiare senza... No. Sì, certo. Oggi non devi perdere, no, non devi perdere a 6, oggi però sai, cioè per assurdo al Brescia cambia poco. Domani il Trento vince con Lumezzane, molto probabilmente. E arriva a 50. Però attenzione che il Trento nell'infrasettimanale gioca contro il Vicenza. Non so, però ormai non dico che può già staccare. No, dico che comunque il Trento non avrà una partita facile. Anche il Lecco di sicuro. Attenzione, siamo sulla destra con Battistini, il colpo di testa da parte di Konaté, riceve palla Furrer al limite dell'area e poi fa fallo. Fa fallo, sì. Si allunga il pallone in una giravolta e commette poi fallo su Marras. Qui Furrer ancora una volta perde l'occasione. È dal limite. Questo numero 10, ragazzi, era partito bene all'inizio dell'anno, all'inizio della stagione, e poi si è un po' perso via. Poi una mattonella calda, quella lì dove ha provato anche a colpire prima. Ma non calciamo mai, cioè Duca prima, ma poi non calciamo mai. Sì, è una mattonella calda quella lì, perché comunque potresti renderti pericoloso, appunto Duca l'ha fatto prima, non andando molto lontano dalla porta, per cui... Adesso siamo al minuto 27 sul cronometro, la Mesta, siamo sul circuito centrocampo. Siamo tutti dietro linea della palla. palla. Noi tutti dietro la linea del pallone. Siamo al 27esimo, però dai ad abbassarti così, ad aspettarli, loro ti porti in aria quelli bravi. Capisci, cioè loro prima o poi ci arrivano bene in area di rigore e poi hanno tante soluzioni. Dai, tu che stai commentando, quanti passaggi hanno sbagliato quelli del Brescia? Insomma, la qualità loro ce l'hanno, è indiscutibile che riescano con più facilità a fare passaggi anche molto velocemente, tra l'altro. Vediamo se usciamo in contropiede, però rapidi, ma non va su nessuno. Chi è che accompagna l'azione? Niente, nessuno. Si torna da Romani dietro, però il Brescia si è già ripiazzato tutto, quindi sembra quasi che non vogliamo nemmeno salire per non scoprirci, e qui è ovviamente l'allenatore che dà questi input, no? Attenzione, Zanellato proprio il cambio gioco verso Rizzo. Rizzo prova a distruggersi col pallone e poi
diciamo che prova ad avventurarsi in mezzo al campo, poi viene fermato da cazzatori. Però l'ultimo tocco è quello del blu celeste, per cui c'è Boci. Viene fermato da cazzatori, però la cazzata l'ha fatta Rizzo. Mi verrebbe da dire, perché lì dove vai? Attaccato da due uomini, cerca di noi se giochiamo a pari loro come stiamo giocando, nel senso che usciamo un po' il palleggio. Sì, però usciamo, ma rimaniamo sempre lì. Non proviamo a stenderci. Non guadagniamo campo, non abbiamo poi una ripartenza. Cioè, sembra di vedere, adesso faccio una battuta, con Seisao della Juve che salta un uomo ma è indietreggiato di 20 metri dopo che l'ha saltato. Non so se avete notato mai questa cosa. L'unico uomo che è l'unico giocatore che salta l'uomo ma poi si ritrova a 20 metri indietro con Seisao invece che avanti. E noi è una cosa di questo genere, perché fraseggio nello stretto, però non avanziamo mai. Stavo dicendo che poi dopo noi nel palleggio, come dicevi te di Rizzo, l'errore lo facciamo e lì sì. È praticamente che mentre loro hai visto anche di prima arrivano in area di concedere una transizione a loro che può comunque farci male. Eppure noi giochiamo i primi 5 minuti all'arrembaggio, quindi vediamo se va bene, segniamo, e poi dopo poi segniamo e poi tutti. No, ma anche se non segniamo, tutti dietro comunque. Dopo 5 minuti, a prescindere da come va, tutti dietro, insomma. Ha provato questa cavalcata in avanti sulla tre quarti, fino ad arrivare fino alla tre quarti Romani, ma purtroppo il pallone si è perso. Allora, Lorenzo, buongiorno, fondamentale non perdere anche perché dietro arrivano. Sì, giusto, sicuramente, però oggi va bene, è fondamentale non perdere. Il punto è che giochiamo sempre così, anche in casa contro la Pro Vercelli, anche in casa contro le ultime due che abbiamo giocato, che io mi sono già dimenticato. Sì, Virtus Verona. Verona è l'ultima. Chi era Albino Leffe. Cioè, no, abbiamo giocato allo stesso modo per non prenderle, fondamentalmente. Ma perché? Perché? Io mi chiedo perché. Siamo in Lecco, siamo secondi fino a 2 settimane fa in classifica. Spiegate, non lo so. Poi che abbiamo una squadra inferiore al Brescia, al Vicenza, come Rosa, a livello tecnico non ci piove. Però sulle altre, con le altre devi giocare per vincere sempre. Sì, forse oggi è quella che giustifica un po' più questo atteggiamento. Sì, però ci arrivi dopo 2 punti in casa contro 2 squadre che, voglio dire, da metà classifica in giù. E lì la mentalità, secondo me, è sempre l'allenatore che non riesce a trasmettere. Purtroppo noi gli vogliamo bene, lo abbiamo sempre difeso. All'inizio ha fatto miracoli con questa squadra, arrampicarsi al secondo posto, però adesso è troppo conservativo. Sei in questo momento della stagione lì, da rigiocare, basta. Sì, ma poi giocatela. La società ti ha messo a disposizione una rosa profonda adesso. Tornando al discorso dei pareggi, i pareggi alla fine, a parte oggi, sono mezze sconfitte. Perché t'hanno mangiato tutto il vantaggio che avevi. Tu devi arrivare comunque ad avere un piazzamento che ti permette poi di saltare qualche turno, perciò il fatto di voler, io la penso così, sia in casa che fuori, cerco sempre di andare a vincere, poi se non riesco a vincere alla fine ti accontenti anche, però alla fine non come dici te, non dopo dire già arrivo all'80°, non sono riuscito a vincere, va bene, però sì, molto probabilmente il suo modo di intendere il calcio è questo, gli piace un po' creare la situazione di non andare a scoprirsi, perché comunque poi alla fine noi abbiamo preso poche ripartenze, pochi gol in contropiede, sempre guardato tanto gli equilibri della fase difensiva. Si riparte con un calcio di punizione. Sì, che verrà battuto da Sorensen, per cui siamo al minuto 31, quasi 32. Adesso c'è Gori, il passaggio verso il compagno di reparto, che è Silvestri, poi avanza palla al piede. E poi adesso c'è questa lotta in mezzo al campo che in qualche modo vede il Lecco vincente, e per cui adesso il Lecco prova a manovrare da dietro il pallone. Attenzione, Critta che protegge palla dalle grinfie di Marras, ancora Zanellato, poi il passaggio indietro verso Duca, e anzi in realtà poi viene fermato il gioco, per cui presumo per un fallo di Lamesta che ha trattenuto Zanellato. Adesso faccio scatenare qualche nostro amico da casa, per esempio Walter, chiedendovi ma la partita di Zanellato per adesso non si vede. E Walter ci scrive: la mentalità primo non prenderle, però mi sta irritando. Giancarlo, loro comunque picchiano parecchio. Quella classica squadra che non solo ha qualità ma è anche scafata e sa come
gestire certe situazioni con giocatori di esperienza. Egidio, mai un contropiede ti rimporta? Cinzia, per Valente sembra più importante non prendere gol che farli. Lo è, l'ho anche detto più volte. Il suo calcio è questo, non ci scappiamo. Poi noi possiamo giudicarlo, ma alla fine è il suo modo di cioè, Zanellato si è fatto male, mi sa. Sì, a terra e viene assistito dal comparto medico dell'Ecco, sì. Però, torno a ripetere, a volte devi provare a snaturarti quando arrivi in certe situazioni, no? Non credo che giocare con una punta in più in casa con l'Albino Leffe ti crei delle difficoltà a livello tecnico. Il discorso no? che volevo da allenatore. No, il discorso che volevo fare è questo, no? Non ho alternative, faccio questo, no? Non ho punte, cioè è stato il periodo che avevamo Sipos senza ombra di dubbio. E allora dici, vabbè, ti inventi delle cose, no? Proviamo, abbiamo creato un po' tante situazioni, però in questo momento che hai comunque dei giocatori che ti possono permettere di giocare anche a 2 punte, cose che magari quando c'era solo Sipos non potevi fare, però molto probabilmente o non li ritiene all'altezza o altrimenti secondo lui paga di più questo tipo di atteggiamento. Intanto che viene battuto il calcio di punizione e Zanellato sembra in grado di riprendere, ci prendiamo una pausa, poi torniamo e finiamo questo ragionamento. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux AEG, Beko, Evica. Riparazioni Corno, Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Lo chiamano il Foschi. Ok. E Foschi, che sarà il nostro avversario poi con Renate martedì sera. In casa, attenzione, ma sul fondo il Brescia. Sì, perché è andato in vantaggio Renate sulle Dolomiti Milanesi. Attenzione, Marras, il cross della sinistra. Ho capito perché. Il cross dalla destra. Perché Conate prende una spallata in volto, gioco fermo. Concludendo il discorso di prima, non è che noi ci accontentiamo di vedere Matty Parker, deve essere anche l'atteggiamento generale della squadra che deve cambiare, no? Quindi lì deve essere l'allenatore lì. Non è che dobbiamo stare sempre tutti dietro il pallone per 90 minuti, per 85 minuti, perché i primi 5 partiamo sempre oggi vediamo un'altra partita. No, dopo 5 minuti diventa subito il solito Lecco. Perché poi comunque gli avversari tu li vedi sempre, cioè tu quando vai a preparare le partite sai già chi trovi, cosa fanno, cosa non fanno. E noi praticamente non cambiamo praticamente mai, indipendentemente gli avversari poi lo sanno, non è che non lo sanno. Sei prevedibile. Diventi prevedibile. Sì. Quando vengo giù, Walter, vado dietro la panchina di Valente e lo martello in tedesco. Attenzione. Magari in tedesco funziona, Walter. Calcio d'angolo. Sì, Ritz ci ha provato a mettere in mezzo questo pallone in area di rigore. Diciamo che Lecco ha provato a costruire qualcosa in avanti, adesso ci sarà il calcio d'angolo proprio per la formazione ospite. Sipos sarà stato macchinoso, ci scrive Stefano, ma spesso la palla la buttava in rete, assolutamente voglia. Sì, è già è uscito lui, si è spenta la luce. Cosa gli dici, Giancarlo, riferito a Walter in tedesco a Valente da dietro la panchina? Tanto verrà battuto a breve questo calcio Marrone d'angolo. Che gli dice mettimela qua. Però non qua sulla come contro il Trento, davanti sulla fronte, che in qualche modo era riuscito. È loro a zona, io lì. Sì. Attenzione, Critta la palla in mezzo e poi questa quasi riusciamo a farci pericolosi da calcio d'angolo. Questa occasione molto pericolosa del Lecco dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Siamo al 37esimo e il Lecco ha usato quest'arma del calcio piazzato. Ha battuto bene, battuto molto bene Critta. Sì. Che poi alla fine che fa la differenza è come viene battuto. Poi loro a zona. Führer si lancia nello spazio, tiene palla a Critta sulla sinistra, e la palla in mezzo, non c'è nessuno del Lecco a riceverla, ancora Critta, avanza la palla al piede sulla sinistra. Sul fondo. Attenzione, e cerca di trovare lo spiraglio giusto. E poi il pallone viene ribattuto da parte del Brescia su Marras. Angolo o rimessa laterale? Rimessa laterale. Però Cocane un po' più di coraggio lì anche andare sul fondo, al massimo cross ti tiri in palla, è un angolo, cioè non è niente. No, sono
3 metri di campo, la sposti col suo fisico. Comunque veramente io non ho segnato nulla, praticamente dopo il tiro di Duca, Sì, no, loro un colpo di testa di Balestrero larghissimo al 16esimo e poi questa Romani, situazione pericolosa da corner. Romani ha battuto la rimessa laterale, ha provato a Tanta gente domesticare che il cade, pallone. Conati adesso c'è in possesso di palla. Duca ancora dalla distanza e non è andato ancora molto distante dalla... Stavolta un po' più alto. Sì, un po' più alto, però non era così facile, era un po' più distante. Però buona l'attitudine sì, di Duca che prende palla e si gira e tira. Meno male c'è uno che tira. Sì. Almeno Sì, no, sono d'accordo, la regia ci dicono l'unico che tira è Duca. Gli altri, ragazzi, qua prima di tirare o entriamo in porta col Giusto, pallone. Paolo, per far gol bisogna tirare in porta, se no è dura. Intanto c'è Zanellato che colpisce di testa verso Critta che sventa la minaccia in avanti e poi viene conquistata una rimessa laterale da parte della formazione blu-celeste e per cui adesso ci sarà Romani alla battuta breve e siamo... Loro, dico la verità, mi aspettavo qualcosina di più davanti, No? Sì. E beh, sì, intanto è un attacco abbastanza prolifico tra Cazzatori e... Sì, no, adesso proprio come... Sì, no, anche come sostanza. Come giocate, come... Sì. No, invece in realtà sono arrivati solo una volta bene in area ma chiusi. Non abbiamo fatto falli, a parte No. Critta che ha preso la munizione. No, perché noi ci stiamo... Non siamo andati in difficoltà, non abbiamo preso... ci stiamo lamentando un po' del fatto che siamo poco propositivi, però per adesso loro non hanno mai tirato in porta. Sì. Attenzione Marras. E quindi Valente potrebbe dirci. Cioè il piano gara è quello, poi per carità lui... Cioè, noi li commentiamo, lui li vede tutta la settimana, sa come stanno, cosa fanno, cosa può fare. Certo non è uno sprovveduto se sta facendo questo, se i risultati poi alla fine parlano di quello, poi ripeto, ognuno vorrebbe vedere sempre la propria squadra attaccare, segnare, giocare bene, vincere, certo. Carità, non costa niente, nel senso, però probabilmente lui che ha in mano la situazione, se fa queste scelte sicuramente le fa per il bene della squadra. Io non conosco allenatori che fanno il contrario di quello che può essere il proprio risultato, il proprio vantaggio. Perciò sicuramente diamogli il valore anche della figura di allenatore che ha per quello che ha fatto anche in questo campionato. Furlan con le manoni alte va a prendere questo pallone. Sì, c'è stato questo calcio di punizione sulla sinistra, praticamente è stato raccolto facilmente da Furlan, quindi diciamo si è concluso con un nulla di fatto questo tentativo offensivo da parte dell'Union Brescia. Attenzione Marras, il pallone verso Balestrero, nonché capitano della squadra, ancora Marras. Siamo attorno alla zona di centrocampo, poi litigano tra di loro i giocatori del Brescia per il mantenimento del pallone. È ancora in possesso palla il Brescia, attenzione, Cazzatori in area di rigore, praticamente viene anticipato dalla difesa del Lecco, per cui adesso c'è ancora però l'Union Brescia che viene però fermata adesso in fallo. Siamo sulla tre quarti e per cui il Brescia ha cercato di rendersi pericoloso, di rendersi arrembante in questo caso. Rivediamo il contatto tra i due numeri 21, Fogliata e Metlica. Metlica ha atterrato Fogliata, per cui c'è calcio di punizione sempre sulla sinistra. Minuto 42 sul cronometro. Furlan intanto si accorda con i suoi compagni per la sistemazione della barriera. Siamo quasi vicini alla barriera. 3 minuti alla fine. Sì, ma siamo vicini ci sarà un recupero. Un cospicuo recupero. Sì. Calcio d'angolo, l'ultimo tocco di Conate 2-2, pareggia il conto dei corner il Brescia. Per cui adesso ci sarà un calcio d'angolo che verrà battuto dalla Mesta. Attenzione, la Mesta è pronto alla battuta, è quasi tutto pronto. Attenzione, il tiro ed è rete. Balestrero ha trafitto Furlan da pochi passi ed è riuscito a segnare. Dopo un tocco da calcio d'angolo. Sì, la Mesta ha messo... Spizzata, via. Palla
sul secondo palo. O classico, gol che subiamo da 2 anni a questa parte molto spesso, un gol simile da sviluppi di calcio d'angolo o comunque di calcio piazzato, e col minimo sforzo il Brescia, vedete la grande squadra come va in vantaggio, e tu che li hai aspettati tutto il primo tempo, alla fine prima o poi Ti hanno purgato. ecco, in gergo come si dice. Quindi, Sì. vediamo, c'è colpo di testa Di Sorensen. e poi Balestrero anticipa Duca davanti a Furlan, che a quel punto non può più praticamente far nulla perché viene uccellato. Sì. E peccato, aveva cercato sì, il Lecco, seppur non in maniera impeccabile, diciamo, a rendersi pericoloso in un paio di casi con Duca, ma poi Balestrero ha colpito in questo finale di primo tempo, per cui adesso il Brescia è in avanti. Ci eravamo messi male sul secondo palo, perché lì è arrivato. Tra l'altro loro con questa calma che hanno, no? Quasi sembra che il gol prima o poi sanno che lo faranno, no? Quindi vai. Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, sono Fausto. Vedevamo qua dalla regia, però la ripresa dietro porta sembrava quasi davanti al nostro giocatore sul colpo di testa. Quindi dici che era fuori gioco, possibile? Dobbiamo rivederlo. Dalla ripresa dal dietro mi sembrava un po' avanti. Non hanno giocato neanche la cara giocare. Perché comunque il colpo di testa era molto all'interno dell'area di rigore, non veniva da fuori. Bisogna vedere se poi c'era qualcuno sul palo di là. No, sul palo non c'era nessuno. Vabbè, fatto sta che finisce il primo tempo ormai e siamo sotto 1-0. Sì, quarta rete stagionale per il capitano dell'Union Brescia, per cui adesso il Lecco dovrà rincorrere, penso soprattutto nel secondo tempo, a meno che non arrivi un guizzo nel finale di gara. Attenzione però, è in possesso di palla Cazzatori sulla destra, poi Marras riceve il pallone, ancora l'1-2 tra i due giocatori dell'Union Brescia, e poi adesso Romani spazza via il pallone, sventa la minaccia, poi Sorensen di testa, per cui adesso c'è Silvestri, 1 minuto di recupero. 1 minuto di recupero soltanto, Lecco sotto 1-0. Parate di Furlan? No, nessuno. 0. Però sì, sotto 1-0. Vince 2-0 Renate a Dolomiti Bellunesi, e come detto almeno l'F Vicenza invece 0-0. Attenzione ancora al Brescia. Sì, ancora il Brescia sulla destra, prova a rendersi pericoloso Fogliata, poi il passaggio verso Armati, poi Marras prova a colpire sulla destra, il cross in mezzo e la parata di Furlan, e poi c'è ancora questo tiro, questa conclusione da parte del Brescia. Vediamo? Sì, replay. Marras l'ha messa in mezzo. Furlan la para e poi anticipa Battistini. Fogliata. Sì. L'ha vista un po' all'ultimo lì, sto andato giù un po'. No, è Bocci, è stato anticipato Bocci da Battistini, ex compagni di squadra. Calcio d'angolo, la messa sul punto di battuta, minuto 46 sul cronometro, per cui credo che sia l'ultima azione del primo tempo. Assolutamente, poi si andrà a riposo e vedremo un po' se ci sarà qualcosa cambierà da correre ai ripari o meno, o se per Valente va bene così. Marras mette in mezzo il pallone, però attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno arrivi sul pallone, e finisce il primo tempo. Finisce il primo tempo 1-0 per il Brescia, e una partita che senza ombra di dubbio poteva rimanere in parità, perché Brescia primo tiro in porta va in gol e come sempre subiamo gol da calcio piazzato. Da casa infatti lo dicono, no? Come al solito Mambai basta solita solfa. Walter, Stefano, se vieni con me ti faccio sentire cosa ti dico, e lui stranuzza gli occhi. Ci sono delle parole in tedesco che chi lo parla lo fanno saltare sulla sedia, credimi. No, beh dai, allora anche no. Non creiamo tensioni in casa per niente. Qualche critica sì, ma poi farlo saltare dalla sedia no. Giancarlo, ecco il primo tempo in porta, rete, difesa in ritardo sull'uomo come sempre da corner. Aquila della Brianza, siamo dei polli. Spiace Aquila che ci dici siamo dei polli. Spiace, ma con Valente non si recupera più il primo tiro in porta e gol. Sì, ultimamente il primo tiro in porta è sempre gol. Se continuano così ne prenderanno altri. Giglio, c'è molta sfiducia. Luisella, forza ecco, forza ragazzi. Questa è la differenza tra una squadra e una squadretta. Rincorre cosa? Toglie un attaccante, mette Parker e gioca come al solito. Sì, anche secondo me si fa. Beh, vediamo, siamo sotto. Potresti anche provare qualcosa in più. 10 minuti di buon gioco, poi solita solfa difendersi. Alfredo, secondo tempo a 2 punte. Sarebbe bello, io lo chiedo alla nostra. No, c'era una volta Benedetta, che adesso però
per un attimo comparsa in collegamento, ma adesso però lo ripristiniamo, è subito andato via. Parker non serve, dice Walter, senza offendere, ma invece secondo me Parker al posto di Führer non è male. Che poi i veri attaccanti, dice Paolo, che fanno la differenza sono altri che costano il doppio di Parker. Beh, su questo parliamone, certo che se li cercano solo perché pressano conta fare gol, ma soprattutto conta però avere un atteggiamento offensivo, una spinta propositiva che noi vediamo per 5-10 minuti, poi basta, tutti dietro a difendere il risultato, che però è 0-0 e adesso invece è 1-0 per loro. Non c'è Benedetta, non riusciamo a collegarci, c'è qualche problema ancora? Se posso, Vai. in questo primo tempo Lecco troppo timido, ti avevano concesso degli spazi il Brescia che non hai sfruttato e sei stato troppo timido secondo me, nel senso ci hai provato con Duca in un paio di casi, poi però non sei stato abbastanza incisivo in questo. Sì. Poche parole. Questo sicuramente. Fausto mi dice che non riusciamo, riprova l'ultima volta, tanto l'ennesimo spot di un'agenzia di scommesse creato con l'intelligenza artificiale, ormai veramente ci propinano la qualunque creata con la I e niente, vediamo se c'è o non c'è. Battistini, Battistini è difficile in collegamento, Benedetta. Inizia sempre con la B. Sì. E quindi questo, e dopodiché altrimenti ci prendiamo una pausa un po' più lunga, tutti a bere un tè caldo come dice il buon Caressa, ma soprattutto ai nostri ci vorrebbe un po' un whisky o qualcosa un po' più forte. L'ascolto mentre vado a una laurea a Brescia. Bruce Lee pazzo, ciao. Sì, ascoltaci che noi portiamo anche fortuna per la laurea. Ciao Ste, Valente ha impostato il Lecco per pressare alto, recuperare palle e ripartire. Troppo tempo, mesi che siamo troppo bassi in pressione. Voglia Ste, ma poi non riusciamo mai a ripartire, come stiamo dicendo. Sembra veramente solo una partita di contenimento. Eccola Benedetta, ciao Benny, finalmente siamo riusciti. Ciao Stefano, mi sentite adesso? Sì, adesso ti sentiamo bene, speriamo non cada la linea ancora. No, stiamo pensando e stiamo dicendo da tempo, anche perché da casa i nostri amici c'è un po' di sfiducia. Lecco fin troppo remissivo in questo primo tempo. E alla fine portali dentro, loro col minimo sforzo prima o poi il gol te lo fanno. Soprattutto da calcio piazzato, dove si sa che noi non siamo proprio dei draghi. Sì, certo, allora c'è da dire che comunque è una partita da sonnolenza fino al gol, perché anche il Brescia secondo me ha fatto veramente poco, nel senso, come hai detto bene tu, minimo sforzo ha segnato, no? Perché non mi è sembrata comunque una squadra arrembante, una squadra che ma a me dà l'idea, Benny, però, che è una squadra, sai, se lo fa un'altra, ma il Brescia che ha quelle qualità tecniche, fisiche, certo. Gioca con la sicurezza di prima o poi il gol te lo faccio io, mentre invece noi assolutamente fare un gol. No, noi veramente troppo lenti, troppo prevedibili, direi senza spunti, una partita molto povera di spunti, di tecnica, di qualità, di sostanza da parte del Lecco soprattutto. Il Brescia, come hai detto tu, alla fine sapeva forse probabilmente che avrebbe colpito in qualche modo. Anche perché poi i gol li prendiamo, scusa, sempre nella stessa maniera. Esatto, lo stavo anche per dire, stavo per dire anche quello. Sulla punizione davvero una serie di errori in serie, perdonami il gioco di parole, proprio quelle situazioni, come hai detto tu, sono già capitate, no? Perché non è la prima volta che succede, che però ogni volta mi chiedo com'è possibile che succeda una cosa del genere con un allenatore come Valente. Mi rimane un po' questo dubbio qua, perché sono quelle situazioni che lui, conoscendolo, non tollera. Eppure anche oggi è nata così, ed è un gol che adesso secondo me sarà molto difficile da ribaltare, nel senso che sappiamo che purtroppo le statistiche sono fatte per essere smentite, secondo me, per essere ribaltate, però i numeri ci dicono che il Lecco non ha mai vinto da situazione di svantaggio. Sì. Ci sarà un motivo, no? Esatto, ci sarà un motivo, chiaro, quindi non sarà facile. Anche perché adesso bisogna capire, se vuoi recuperarla devi cercare di cambiare qualcosa, quindi Valente un po' alle strette, o cambi, certo. Oppure ti abbandoni a una partita simile anche al secondo tempo. Faccio anche fatica a credere che il Brescia faccia ancora la stessa partita così arrendevole. Esatto. Sì, per carità, potrebbero anche essere soddisfatti perché l'hanno sbloccata, però insomma davvero finora minimo sforzo.
e secondo me non sarà la stessa partita nel secondo tempo, cioè dal resto me lo auguro anche perché ripeto c'è proprio da addormentarsi qui. Sì. Va bene, dai Benny, vediamo un po' che secondo tempo sarà e ci risentiamo più tardi allora, ok? Dopo. Dai, buona ripresa. Ciao. Noi ci prendiamo un piccolo break, torniamo fra qualche minuto per raccontarvi questa ripresa che speriamo veda un Lecco un po' più arrembante. Basta poco. LCN Young. News dalle giovanili blu celesti. I risultati, le classifiche e le ultime notizie dal mondo delle giovanili della Calcio Lecco 1912. Solo su LCN Sport. LCN Young. Le giovani promesse. I talenti di domani. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Quando hai un figlio malato, per una famiglia cambia tutto. La quotidianità si complica e ci si sente più soli. Esiste però un luogo dove ogni famiglia può tornare a sorridere, dove quello che pensavi impossibile si trasforma in un'opportunità. Il 14 e 15 marzo vieni a conoscere Dynamo Camp nelle principali piazze italiane. Dynamo Camp, dove tutto è possibile. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluids, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra blu celeste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Il lavaggio e il trattamento dei capi è a livello professionale ed è garantito e accessibile a tutti. La presenza di 3 detergenti per ogni singola macchina entrano in funzione a seconda del programma che scegliamo, più adatto per la fibra e il capo che stiamo trattando e per le macchie che vogliamo trattare. Vengono dosati automaticamente, consentono di fare 2 risciacqui per ogni ciclo di lavaggio. Qui l'asciugatura è un'asciugatura a ventilazione calda, essendo le lavatrici ipercentrifuganti, in 20 minuti si asciuga un set di un letto matrimoniale, che è un carico di circa 12-13 kg asciugato e piegato nell'arco di 1 ora e 10, 1 ora e 20 il servizio è completo, quindi c'è un grande risparmio di tempo. A Lecco noi siamo indubbiamente la lavanderia più grande, con 12 macchine a disposizione, 6 di essiccazione, 6 di lavaggio, con 3 tagli diversi. Tutto ciò in un ambiente assolutamente confortevole, a disposizione ben 4 prese nei posti a sedere, una wifi dedicata ai guest, agli ospiti. Abbiamo clienti che sfruttano il tempo, l'ora e 10, l'ora e 20 che dedicano all'interno della lavanderia per portarsi avanti con le attività di lavoro o con attività di tipo diverso, quindi si collegano con il wifi sia con lo smartphone, sia col tablet o con il PC. Stiamo parlando di un servizio self che parte alle 5 di mattina e chiude a mezzanotte. Abbiamo un numero di telefono che può essere utilizzato ed è utilizzato dai nostri clienti quando hanno dei dubbi o quando ci sono delle situazioni che hanno bisogno di chiarire. Noi siamo sempre disponibili. Prima di partire da casa ci si può collegare e verificare in tempo reale
lo stato di occupazione e libertà delle macchine, quindi vuol dire l'affollamento eventuale che c'è all'interno della lavanderia. Il secondo è di valutare con attenzione qual è il proprio credito residuo all'interno della propria tessera. Il terzo, che è molto funzionale, è quello di poter prenotare una macchina entro i 20 minuti. Accettiamo tutte le forme di pagamento, ci sono sconti aggiuntivi. A titolo di esempio, una ricarica di 50 euro sulla propria tessera corrisponde con un 6 euro di bonus, quindi circa un 12% di sconto aggiuntivo che i possessori di tessera possono ottenere. Lunedì, focus sul calcio dilettantistico lecchese. Il lunedì, in serata, sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Il blu e il celeste, la passione di una vita. Il blu e il celeste, la passione di una vita. La voce dei tifosi blu-celesti, la partita, i temi della settimana, le notizie in esclusiva su squadra e società, i rumors di mercato, microfoni aperti ai radioascoltatori al 345 75 76 649, WhatsApp al 366 972 78 85, on air il lunedì alle 21:30 sulla pagina YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.
Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux, AEG, Beko, Elica. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Allora, siamo forse tornati, mi dice Fausto di già, Sì. scusate, non ero pronto. Sì, siamo tornati. Mi microfono e A breve ci sarà la ripresa, quindi comincerà la ripresa. non ci sono cambia. Per il momento no. Per il momento conduce il Brescia in casa per 1-0 contro il Lecco. Ha segnato Balestrero nel finale di primo tempo. E quindi adesso è tutto pronto, o quasi, per la battuta da centrocampo da parte del Brescia, che quindi comincerà la ripresa con il possesso di palla. Quasi tutto pronto, si attende l'ok dell'arbitro Zago di Conegliano e quindi adesso non ci sono, come dicevamo adesso, non ci sono cambi e nulla, adesso in questo momento il Brescia ha 6 punti sul Lecco. Che Vediamo adesso... se cambia, no, questo atteggiamento del Lecco, questa attitudine, siamo sotto, devi cercare di fare qualcosa, se no veramente... Lo vediamo subito da come partono, perché l'atteggiamento deve essere diverso adesso. Attenzione, siamo sulla destra, il Brescia è in possesso di palla, il cross in mezzo, stacca di testa in questo caso Rizzo, prova a sventare la minaccia e ci riesce, ci sarà una rimessa laterale ora per i padroni di casa, per cui adesso bisogna stare attenti perché il Lecco deve recuperare lo svantaggio, perché adesso come si diceva prima stanno incominciando a venire tutte le squadre da sotto, anche il Renate sta vincendo adesso e poi Renate che sarà l'avversaria di martedì prossimo, quindi attenzione. Sì, attenzione, Cazzadore ha provato a mettere il pallone in mezzo dalla sinistra, poi ha respinto la sfera. Rizzo riesce a evitare il calcio d'angolo, però attenzione che il Brescia prova a chiuderla subito in questo inizio di ripresa, forse vuole chiuderla subito. Sì, magari con molto una, aggressivo. Sì, con una verve diversa. Adesso c'è Bocci alla battuta della rimessa Tra laterale. l'altro vedete la curva nord del Brescia gremita di sì. tifosi delle rondinelle, mentre invece i tifosi del Lecco che non hanno potuto partecipare alla trasferta oggi, lo sapete bene, con tutto quello che è successo, ne abbiamo parlato durante tutta la settimana purtroppo. Intanto Conate finisce a terra, calcio di punizione. Sì, calcio di punizione per la formazione ospite. Sì, è stato atterrato praticamente da la Mesta. Tra l'altro in panchina oggi abbiamo Voltan che rientra, no, giocatore offensivo, rientra dopo un lungo periodo, magari non è ancora al meglio, però magari qualche minuto alla fine lo può avere di qualità. Urso che comunque è un esterno che ha fatto vedere delle doti anche rispetto ad altri esterni che abbiamo prettamente offensive. Hai Ndonghe, attaccante, hai Anastasini che comunque è un giocatore Bonaiti esterno che può fare bene, sì, Bonaiti un po' più centrocampista, e hai Parker che è una punta. Non è che ti mancano, dico, le alternative davanti per provare a creare qualcosa di più. Vediamo, però sappiamo bene che Valente fino al 60° non cambia mai nulla, però se andiamo avanti così al 60° magari ci arriviamo sotto i 2 gol, magari qualcosa anche prima. Voltaren entrerà 5 minuti, ti piace Voltaren? Sì, ma si gioca zanellato, scrive Alessandro, più avanti con 2 punte, magari qualche cosa di meglio viene fuori, Valente gioca sempre allo stesso modo. E quello più che altro non cambiare mai anche quando sei sotto rispetto a quando sei 0-0, rispetto anche a quando vinci, insomma qualcosa devi cambiare. Fallo su Furrer. Sì, Furrer che ha provato a sgusciare sulla destra, è stato atterrato da Silvestri. Il problema, dice Paolo, è che noi sappiamo giocare solo così e non abbiamo nessun piano B, perché i cambi sono sempre ruolo su ruolo. Dubito che provino anche in allenamento di giocare a 2 punte vere, e probabilmente è così davvero. Sì, perché se noi, insomma, tutti i nostri amici da casa chiediamo un secondo tempo arrembante del Lecco. Dai Valente, scuoti questo Lecco, scuotilo. Tanto così si sta perdendo. Tanto c'è Metlica che batterà il calcio di punizione sulla destra, siamo sulla 3/4 campo. Tanto vieni in aiuto. Faccio una battuta perché sono stato durante a fine del primo tempo, no? Paolo diceva, ma ti ricordi quando c'era Buso che dicevi Buso prende il motorino e va?
E qua invece, ragazzi, il motorino non c'è forse un monopattino, ma... Attenzione, Konate viene anticipato dalla difesa della squadra di casa, per cui adesso si ritorna indietro fino a Furlan, il passaggio lì indietro da parte di Rizzo, che adesso gioca al centro della difesa. Vediamo se alziamo un po' questo baricentro, alziamolo. Attenzione, prova a giocarla in mezzo per Metlika, il Lecco, in questo caso prova a mantenere il possesso del pallone. Adesso c'è Battistini sull'auto di destra. Diciamo la verità, il Lecco contro le grandi ha sempre perso. Attenzione, bello. Sì, Konate sulla destra. Konate mette dentro, prova a mettere dentro il cross, ma respinge il pallone Silvestri. Se le sappiamo fare queste cose, non le vogliamo fare. Perché non le vogliamo fare? Perché non le vogliamo fare. No, è quella la cosa che dici. Fa arrabbiare. No, Paolo, le sappiamo fare, perché sennò questa non è venuta per caso, questa è una cosa provata. Gol del Vicenza a Zanica con l'Albino Leffe, quindi 1-0 per la capolista. Attenzione, Critta batte questo calcio d'angolo a favore del Lecco, poi c'è Metlika sulla destra, il cross, la palla in mezzo e poi... Battistini se l'era trovata lì, forse non se l'è nemmeno aspettava, non se l'aspettava. La Mesta si è reso conto. Ha buttato fuori il pallone poi. Sì, gli è scappata via sul controllo. Ancora calcio d'angolo per la formazione blu-celeste, quindi c'è Metlika sul pallone. A breve ci sarà il secondo calcio d'angolo consecutivo. Minuto 50 sul cronometro, 1-0 Brescia. Ancora il pallone in mezzo e poi Gori deve intervenire e per cui ci sarà un altro calcio d'angolo. E per cui Gori è intervenuto in proviamo a schiacciarli ora. Sul portiere. Sì. Metlika? Sì. Ancora Metlika sul punto di battuta, terzo corner consecutivo. C'è gente anche giovane che non sa chi è Chiarugi. Io sì, ma no, forse lui Chiarugi non se lo ricorda. Davide non sa chi è Chiarugi. Ancora Attenzione. Come prima. E ancora Metlika ci prova direttamente a fare una sorta di conclusione verso il portiere. Però se una volta è riuscita, la seconda magari battiamolo in maniera un po' diversa, no? Uguale. Magari Figurati se lo ribatte ancora così, sì. no? Bocci mette questo pallone in avanti verso Balestrero, però interviene bravo Marrone nella chiusura. Sì, ma lì mi sa che non si sono capiti. No, beh, ce l'aveva in mano Furlan. E vedremo un po', dai, se anche con i cambi qualcosa... Bocci la palla in mezzo dalla sinistra e poi comunque il Lecco interviene, la retroguardia del Lecco interviene, per cui adesso c'è Zanellato, prova a proseguire l'azione, il Lecco in contropiede, però Duca viene atterrato. Poi non saltiamo mai l'uomo, comunque c'erano due uomini che accompagnavano, Konate e Führer, però veramente... Tu puoi giocare con 3 uomini offensivi, però l'azione magari accompagna con più uomini, no? Noi siamo sempre 2 o 3, dove vai? O li prendi veramente in ripartenza veloce quando sono un po' sbilanciati, ma raramente accade in questa partita, oppure devi accompagnare con più uomini. Però... Attenzione, diciamo che ha provato a insistere ancora in avanti il Brescia, ma Furlan ha raccolto facilmente. In questo caso c'era Crespi. No, Cazzadori, scusate, il numero 97. Hernan Crespi. No. Attenzione. Attenzione, il Lecco prova a ripartire da dietro con un'azione da dietro. Attenzione, prova il Lecco a avanzare palla al piede, però c'è fallo su Duca. Duca ha ricevuto un fallo di Marras, no, di Lamesta, e quindi calcio di punizione per noi. Si è stato trattenuto era anche un dato via bene Duca, da giallo? Insomma. Sì. Poteva starci. Duca però positiva la sua partita, forse è il migliore del Lecco, Sì. Propositivo. Perlomeno ci ha provato. Si è dato anche alla conclusione. Attenzione, il Lecco è sul circo di centrocampo, Romani avanzato fino a quel punto del campo, fino al circo di centrocampo, poi ad esempio adesso c'è Konate, il pallone, il tiro di Metlika di Führer che viene ribattuto dalla difesa del Brescia, adesso c'è ancora il Lecco in zona offensiva, attenzione, si gira bene,
il numero 21 Metelica, poi adesso c'è Battistini che prova a lottare e poi però il pallone viene un po' troppo elaborata la nostra azione, sì, macchinosa. Viene anticipato dal Brescia, per cui adesso si lotta in mezzo al campo, poi attenzione la sviglia al duo d'attacco del Brescia per il momento, attenzione il tiro da parte di Crespi, para Furlan, minuto 53, è in area di rigore, ci ha provato il Brescia e ci ha provato ad andare è andato vicino al raddoppio, ancora il Brescia in avanti, Balestrero in area di rigore, Balestrero, la palla in mezzo, arriva in rincorsa ed è rete, ancora ha segnato il Brescia, il raddoppio del Brescia. Mamma mia, quanti errori. Come ha fatto? Questo si è girato e è andato verso il portiere. Allora, ci avevano già provato una prima volta con la conclusione di Crespi parata da Furlan. Furlan, sì. E poi è arrivato, adesso lo rivediamo anche sì, il gol del 2-0. Sì, è arrivato proprio in rincorsa da fuori, adesso ci rivediamo il replay. Tocco dietro, Balestrero. Romani fa l'errore grosso. Sì. E poi Marras a colpire per il 2-0 per il Brescia. È arrivato proprio in rincorsa a Balestrero sul lato di sinistra in area di rigore e poi palla sotto la traversa, imparabile. Sì, vabbè, ma l'errore nasce prima che si gira verso il portiere piuttosto che andare verso il calcio d'angolo. Chi è stato Romani? Romani. Sì. Praticamente copre palla, soltanto che si è girato dalla parte pericolosa che è la porta, doveva girarsi verso il calcio d'angolo. E Parker entra adesso. Sì, entra. Come avevo detto io, quando poi dopo rischi di essere 2-0. Adesso non è che volevo essere cattivo profeta, però partite vanno così. Urso e Parker, in due fanno 110. E un altro cambio ancora, dovrebbe entrare... No, Pellegrini. 100 anzi. Pellegrino no, anche. Pellegrino? Sì, Pellegrino. Quindi triplo cambio per la formazione blu-celeste. Quindi esce Critta ed entra Urso. Poi esce Furrer ed entra Parker. E adesso vediamo la sostituzione che coinvolgerà il numero 17 Pellegrino. Quindi allora, dentro Parker, Urso e Pellegrino? Sì. Fuori? Allora è uscito Critta e poi... Zanellato? Sì, e Furrer. Quindi Pellegrino per Zanellato. Quindi allora Parker che va a fare la punta con Ate e con alle spalle probabilmente Duca, vedremo. O comunque 3-5-2. Urso va a sinistra per avere più spinta al posto di Critta e Pellegrino che fa la mezzala comunque a centrocampo al posto di Zanellato. Sì. Però siamo sotto sul 2-0 e quindi vabbè. Che errore per Romani, titolarità i Romani che gioca per tirar fuori Ferrini, no? Non me l'aspettavo. Cioè, ma un errore proprio banale. Da penna rossa. Sì, da penna rossa, ma neanche negli allievi fai una cosa così. Sì, un errore abbastanza grave. E per cui adesso il Brescia è ancora in possesso di palla, minuto 57 e il pallone viene sprecato e mandato fuori, per cui adesso ci sarà la rimessa laterale per il Lecco, sarà pubblicità. Ripartiamo da dietro, allora andiamo un attimo in pausa, poi leggiamo anche i messaggi dei nostri amici da casa. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping a centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Rientriamo, scontro tra due giocatori del Brescia però di testa. Sì. Poi siamo già dall'altra parte. C'è il Lecco. Un Urso.
Attenzione Parker e prova... Primo pallone di Parker, si gira benissimo, viene chiuso in corner. Sì, ha provato a... Dai. avere iniziativa, cioè il numero 99. No, brutta difesa, scrive Giancarlo in occasione del gol, ma no, Parker devi mettere sul 3-0 sciagurato, fa ironia, siamo in caduta libera, ma anche l'allenatore, scarsi, tanto Rizzo dalla distanza, prova a tirare, Battistini sulla destra, il colpo di testa, ancora Parker che si è fatto vedere in area di rigore, il colpo di testa. Parker in 2 minuti che sì, non capisco perché non si sia giocato prima così con 2 punte. Stavo dicendo da una vita, purtroppo Valente inizia a prendersi gli strali anche dei tifosi, perché non si può essere contenti. Furlan che esce in anticipo su Boci. Sì, su Boci, e praticamente ha messo il pallone in rimessa laterale, per cui ci sarà ancora Boci. Alfredo attacco impallato. Era fuori gioco forse. No? Fuori gioco. Sì. Alfredo, attacco impallato, così non si segna. Ivan, ciao Ivan, abbiamo iniziato un percorso per i playoff, tra virgolette, citazione di Valente, però ci dovrebbe dire da che posizione. Walter, irripetibile questo che scrivi. Cinzia, ma dai, sveglia, errori di stiamo facendo, basta. Aquila, Romani è un pollo. Difende così la palla, come diceva prima il mister. Attenzione, buono il break qui del Lecco. Parker prova a lottare in mezzo alle casacche dei padroni di casa, attenzione, e poi c'è questo passaggio che non arriva da parte di Urso a destinazione. Strano, pensavo aspettasse il terzo, scrive Walter, per le sostituzioni. Come si fa a perdere con il peggior Feralpi? Cinzia, ora Valente grida al lupo. Chi è lo scimunito? Qui della Brianza, tu provocatore. Qui ci sono delle schermaglie tra i nostri amici da casa. Inguardabili 2 gol da campionati CSI liberi. Paolo, ci mancava la dormita di Furlan, che per uscire aspetta l'invito scritto. Però lì, sai, non so Paolo, Furlan cosa poteva fare? Poco, una volta che la palla arriva poi a rimorchio, Marras arriva in corsa e può calciare con lo specchio della porta abbastanza libero, diventa difficile. La differenza sta nella squadra, loro hanno Marras, Crespi e noi Rizzo e Furrer, anche questo è vero. Alfredo, Barista Brescia, ciao a tutti, è finita per me. Frival Secchi, concordo, la Pro Patria ha giocato con maggior dignità, a che punto sono i popcorn? Scrive, chiede ste, e stanno maturando, sono in frigo. Non capito. Il terzo gol è la terza categoria. In che senso il terzo gol? Siamo indietro con attenzione, lancio con il lungo. Video. Non ci posso credere, è gol, ha segnato ancora il Brescia con Cazzadori. È arrivato adesso, noi eravamo indietro qualche minuto secondo. 60, sì, siamo indietro con il video sicuramente. Incredibile indecisione della difesa del Lecco, veramente. Incredibile, perché non è credibile una cosa del genere, però è realtà, per cui 3-0 per il Brescia. Adesso lo rivediamo, c'è stato un lancio lungo. La palla rimbalza, Crespi cerca spazio, fratello tutta la difesa completamente completamente in confusione, tutti i 4 giocatori difensivi dell'Ecco, tutti e 4. Furlan esce la disperata, la rilancia, ma la palla finisce sui piedi di Cazzadori. Ha segnato una palla che andava già accompagnata di testa nelle mani di eravamo 4 di loro contro 4 di noi contro di loro. Qua combinano tutti la cazzata, i difensori, Furlan è più uno più l'altro. Testa andata. 3-0, il risultato che inizia ad essere pesantissimo per il Lecco. E manca ancora mezz'ora più recupero alla fine della partita. E il Lecco viene preso di mira dai colpi della formazione di casa, perché adesso è ripartita l'incontro. No, lo dicevamo durante l'intervallo. Gli schemi del calcio, come nella vita, sono controllabili ma non sono prevedibili, perché poi ci sono i giocatori o gli uomini nella vita normale che fanno queste cose. Perciò tanto vale fare gli schemi, no? Ma dare un po' più di imprevedibilità alle partite. Che noi non abbiamo, purtroppo. In questo caso Furlan, se esci così devi essere sicuro che la palla la prendi o la butti in laterale. Allora, il primo errore lo fanno i difensori che va bene. Guardano la palla, no, e non fanno niente. Però lì ha buttato giù come dei birilli i nostri difensori, la palla è rimasta loro.
È come se avessimo spento un po' la luce, no? Anche a livello difensivo. Intanto attenzione, metti lì Parker tu per tu con Gori. No, scusa, no, non Urso, era, Urso. no, era Urso, sì. Urso sì, no, Parker era lì di fianco. Peccato. Però guarda, sinceramente nelle poche occasioni che ha avuto Parker, diciamo, è stato più incisivo. Sì, totalmente. Secondo me era da schierare prima. Poi io non sono un allenatore, non mi prendo 7 minuti terribili per il Lecco, il Brescia chiude i conti, adesso arrivano anche i cambi per Corini che può, in vista anche del turno infrasettimanale, far rifiatare alcuni giocatori. Quindi entra Rizzo, perché Alberto Rizzo. Adesso abbiamo 2 Rizzo in campo. Sì. E esce quindi Silvestri, poi entra De Maria ed esce con il numero 24 Boci. Quindi doppio cambio per il Brescia. Peccato perché non la giochiamo la partita e poi diventa così, diventa difficile da tirare su, da rigirare, no? Una partita che attenzione, Urso mette il pallone in mezzo, Battistini, il pallone in area di rigore, il tiro ed è il gol di Luca. della bandiera da parte di per Luca. adesso della bandiera, ma siamo al 65esimo, c'è tempo. In area di rigore è stato bravo a colpire con la freddezza giusta e se lo meritava questo gol. Sì, migliore in campo. Reclamano. Cosa c'è qualcosa? Reclamano un fallo di mano loro, molto probabilmente vedrai che chiameranno. 1-3 dunque. Al minuto 64. Vediamo se riusciamo a riaprirla un minimo questa partita. Dai che non sono imperforabili loro dietro. Aggiornate la grafica, scrive Roberto. 3-1 adesso la aggiorniamo. Sì, ma forse siamo massacrate voi, Valente in conferenza stampa, ci penseranno i nostri colleghi lì. Noi abbiamo naturalmente il nostro Matteo Bonacini e Benedetta Panzeri. Fausto? Io scommetto che quel gol qua verrà annullato. Perché ormai il calcio è diventato una pagliacciata. È diventata una pagliacciata. E non si riesce più a capire niente, chi comanda, chi non comanda e compagnia bella. L'ho detto che l'altra volta, cioè con i gol con i rigori che non ci ha dato domenica con l'Albino Leffe o sabato quando cavolo era. Cioè, ormai qua abbiamo visto anche gli episodi che sono successi in Champions, in campionato e compagnia bella. No, certo. Io non ci credo più a quel gioco del calcio qua. Sì. Con questi cioè che quello che vedi in campo non corrisponde mai a, non è detto che sia la realtà, quello che poi succede. In diretta hanno alzato la mano, sì, però 2 o 3 di loro, qualcosa c'è stato. Poi quanto sia stato volontario o meno, che su qua tutto il discorso è sempre se è distante dal corpo, certo. Se è volontario, se è involontario. Adesso, andando a vedere anche l'altra sera la Juve, l'espulsione, no, assolutamente inventata, anche lì dici che vanno a rivederla, se è a livelli alti di Champions, è volontario o non volontario. Lo sto dicendo adesso, non è più calcio. Non è più calcio, questo è totalmente un'altra cosa. Chi decide, chi vede queste cose, c'è la decisione di Zago. Calcio. Fallo di mano, gol annullato. Bravissimi, cosa avevo detto? Quali immagini non si vedono neanche, tra l'altro, di cosa è successo. Sì. Perché non è successo niente. La vorrei rivedere bene io perché non l'ho vista benissimo. Se riproponessero il replay non l'hanno neanche fatta rivedere, quindi peccato perché sarebbe stata sarebbe stata la scintilla possibile, no? E invece adesso prendi anche la mazzata psicologica. Un po' di fiducia. Intanto c'è Furlan che raccoglie il pallone, adesso si imposta da dietro l'azione, Lecco per Cummarrone, giocatore classe 1990, giocatore di grande esperienza, scuola ex Juve. Attenzione però perde il pallone e per cui adesso può avanzare palla al piede Cazzatori, sì, il lancio che verso l'altro lato, però recupera il pallone Urso. Poi però recupera il pallone di nuovo il Brescia, diciamo che c'è una lotta e in qualche modo rifinisce ancora il pallone tra i piedi della formazione in maglia bianca, cioè della formazione lecchese. Attenzione Konate. Un po' uscito Konate in questa ripresa quando è entrato Parker, no?
Non si è più visto. Attenzione, Battistini avanza palla al piede, poi c'è Pellegrino che gioca la mezzala, ancora Lecco in possesso, Duca che ha subito, diciamo, questo gol annullato in pochi minuti fa. Ancora il Lecco in possesso di palla, Duca. Tutti fermi. Sì, il gioco è praticamente fermo, ma No, il gioco è fermo. No, è proprio in quel senso. Siamo fermi noi. Sì, appunto. Guarda, Metallica, se deve andare ad attaccare questa palla così, puoi anche non farlo. Siamo lenti nello spostarci, quindi non c'è mai un passaggio interessante per il compagno, quindi niente, veramente dura così. Un cambio gioco. Anche sullo 0-3 subentra anche là. Sì, no, per carità, però... Cambio gioco da parte del Brescia, Marras, il pallone verso Crespi, poi viene anticipato dalla difesa del Lecco, poi Marras ha provato questo colpo dalla distanza che è finito alto sopra la traversa. Minuto 70 quasi. Si accascia a terra. Marras? No, dovrebbe essere Cazzatori, pubblicità. Cazzatori, andiamo in pubblicità. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Siamo tornati in onda e intanto c'è stato un cambio, è entrato Di Molfetta ed è uscito Cazzatori che si era accasciato a terra poco prima che andassimo in pubblicità. Appunto abbiamo raggiunto il minuto 70 della partita, c'è Parker che lotta in mezzo al campo con Alberto Rizzo che è appunto è del Brescia, non Mattia Rizzo che invece è del Lecco. Attenzione, quindi Battistini, siamo sulla destra, ancora il Lecco che prova a manovrare un'azione per cercare almeno di fare il gol della bandiera, perlomeno il giro palla da parte del Lecco verso sinistra dove c'è Oliver Urso, comprato proprio l'ultimo giorno di mercato a gennaio. Pensavo Oliver Hutton. Adesso ci vuole, non so, il tiro della tigre. Mi sa che neanche con quello rianimi un po' la situazione qua. Attenzione, Parker in area di rigore e poi l'intervento da parte della formazione di casa. Ancora Lecco in possesso di palla, si accascia a terra. Parker è entrato molto bene, Battistini. Ma appunto che non entra mai, quindi diventa molto difficile. Di Molfetta a terra Battistini e dovrebbe esserci calcio piazzato a favore degli ospiti, ed è proprio così. Sulla destra ci sarà proprio sul pallone Metlika. Gori dà indicazioni ai suoi per la barriera o comunque per le marcature in mezzo all'area di rigore. Attenzione, il tiro da parte di testa da parte di Pellegrino, il colpo di testa. E ci ha provato qui Parker, non è riuscito ad andare al tiro, siamo al 71esimo. Sì, è stato murato per il cross e poi ha voluto crossare, Pellegrino. vedi, aveva 2 uomini davanti, ci stava. Sì, Parker è stato murato da 2 uomini, ha provato il colpo di testa per Pellegrino, poi è uscito fuori questo tentativo da parte del numero 17. Adesso il gioco è fermo, si attende solo che arrivi la battuta da parte di Gori della rimessa dal fondo. E il numero 66 della Brescia. È un peccato per come abbiamo preso i gol. Che abbiamo preso dei gol proprio... Cioè, il primo su calcio d'angolo, il tanto secondo... c'è un altro cambio fuori Rizzo, dentro... Voltan, eccolo qua. Cioè, li abbiamo presi, secondo me, più per demerito nostro che per bravura. No. Sì, ma poi... Il primo su una marcatura su calcio d'angolo, il secondo su un errore di Romani, il terzo su un errore
di tutti, cioè non, per carità, non è che hanno bisogno dei nostri regali, per carità, insomma, una buona squadra, però. Il punto è che adesso provi a giocare, ma ormai è troppo tardi, cioè noi cominciamo a giocare quando abbiamo fatto tutto noi, i buoi sono nel bene e nel male. I buoi sono già scappati da mo'. Peccato perché con quei gol e questa formazione si poteva riaprire, scrive Giancarlo. Sì. Sempre tutta la vita, scusa anche contro il Cinzia, domanda stupida, di là degli schemi castranti del mister non abbiamo nessuno che salti l'uomo, questo l'anno scorso abbiamo già fatto fin troppo quest'anno, sicuramente siamo sopra, eravamo sopra rendimento. Mettiamo 2 punti, ma la seconda la mettiamo a fare il trequartista, tanto per non cambiare le abitudini, la terza la metteremo a fare lo stop, è un po' il DNA è quello della squadra, quindi giornata storta, 2 regali e gol annullato. Roberto, sì, assolutamente sì. Sì. Però al di là della giornata storta è l'atteggiamento che non ci è piaciuto, perché fino al 60esimo ancora una volta sei stato lì ad aspettare cosa? Aspettare che questi che hanno un tasso tecnico, fisico superiore, di esperienza tutto superiore a noi, prima o poi il gol te lo fanno, sfruttando, come spesso capita, no? Ci insegna il calcio, i nostri errori, un calcio piazzato, una situazione, i dettagli che fanno la differenza. La partita così devi prendere dall'inizio, giocarla face to face, giocarla senza paura, giocarla, non è che devi andare tutti all'attacco, però avere, no, quell'atteggiamento propositivo che ci manca e ci è mancato. Così dopo devi sempre inseguire, per forza diceva bene Benedetta, scusate il gioco di parole, ma quando poi siamo sotto non la rimontiamo mai. Perché? Perché cominciamo a giocare quando sei già sotto, sì. Poi diventa difficile, no? Sì, perché tanto tu metti in preventivo che qualche errore lo facciamo, iniziamo a farlo noi, il gol, e magari poi cambia qualcosa. Questa è anche una brutta figura dal punto di vista del punteggio. 3-0 nella partita che tu dici no, ci giocavamo il secondo posto, e vedi che in questo momento altro che secondo o terzo posto, puoi pensare, giocando così, e sei in calo da settimane, perché se andiamo a vedere il girone di ritorno, adesso ve lo dico dove siamo nel girone di ritorno in questo momento. Con le partite che naturalmente devono ancora finire. Comunque, Parker è entrato ancora. È entrato bene. Sta andando 13 sta punti, andando a fare la guerra. 13 punti in 10 partite, siamo un po' sotto metà classifica. Vicenza Renate 23, Trento 20, Brescia 20, Alcione 19, tutte queste squadre ci arriveranno davanti continuando così. L'andamento è quello. 13 punti, sei poco sopra, dico zona play-out, sei salvo ma salvezza. Quindi a fronte di un girone di andata a secondo posto, un girone di ritorno da salvezza pelata, che fai? Qual è il vero Lecco? Con la squadra comunque è uscita da un mercato abbastanza... Che ti ha rinforzato. Giallo per Metlica su Fogliata. Terzo monito nella partita, secondo nelle file del Lecco dopo Critta. Si alza un po' la gamba, però neanche così... No, sì, non è così. No, non abbiamo il dato degli spettatori al momento, quindi lo aspettiamo da Vendetta o da Matteo. Attenzione, adesso il Brescia è ancora in zona offensiva, però no, attenzione, indietreggia veramente moltissimo fino al centrocampo, per cui adesso prova ad impostare una nuova azione con la Mesta che scambia il pallone con il compagno. Attenzione, siamo al 76esimo minuto, 3-0 per il Brescia. Gori lancia lungo verso la zona offensiva dove c'è Crespi, il colpo di testa a respingere da parte della difesa dell'Ecco. Adesso c'è Metlica che prova a uscire con la palla al piede, adesso c'è Battistini, ancora Metlica, siamo in mezzo al campo, Metlica prova a giostrarsi bene con il pallone, il lancio lungo che però finisce in terra di nessuno, per cui ci sarà rimessa laterale per la formazione di casa. Diventa veramente dura così, anche sempre un po' sconcertati siamo, no, di fronte a certe prestazioni dell'Ecco, ma tant'è. Adesso Armati batte la rimessa laterale, attenzione, recupera il pallone, cioè il pallone del Brescia in ogni caso, per cui Marrone compie fallo però poi dopo viene rimesso il pallone in gioco e c'è il Lecco in possesso di palla, per cui c'è Battistini.
Adesso il giro palla da dietro da parte del Lecco a cercare di impostare una nuova azione. Furlan, insomma, il Lecco sta cercando di trovare lo spazio giusto per colpire. E ripeto, c'è pubblicità. C'è pubblicità, torniamo subito. Se state cercando soluzioni per arredare il bagno, scegliere un nuovo climatizzatore, una caldaia, una pompa di calore o un impianto ad aria, affidatevi a Super Sama Store di Lecco. Nei nostri showroom potrete esplorare prodotti dei migliori brand e con il supporto di tecnici esperti e professionali trovare la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Super Sama Store vi aspetta dal lunedì al sabato in via Achille Grandi 24 a Lecco. Oppure visitate il sito www.supersamastore.it per i vostri acquisti online. Fermato Voltan, anche lui da verificare un po' con le condizioni, in che condizioni sarà una volta rientrato in pianta stabile, come pare possa essere. Un giocatore che naturalmente può dare fantasia, quella che dicevamo prima, no? Può dare qualità, giocata per sempre nuovo, esperienza, anche per un giocatore di esperienza. Vedremo un po' come andrà a finire. Atterrato Parker sul settore di destra in zona offensiva, per cui... se calcoliamo, senza criticare da Sorensen, nessuno, le volte che abbiamo nominato Konate nel primo tempo e le volte che abbiamo nominato ripresa Parker in mezzo... No. 7.261 sono... no. Gli abbonati. Gli abbonati, 9.482 il totale degli spettatori. Quindi adesso ci sarà un calcio di punizione sulla destra. Poco meno di 10.000, tanti Ci sarà un calcio di punizione sulla destra da parte del Lecco, siamo all'80° minuto. Urso e Voltan sul pallone, Voltan scappa dal punto di battuta Urso, la conclusione di Parker alta sopra la traversa. Era un'occasione che poteva essere interessante in area di rigore, sì. Però si è andata sopra la traversa. Alessandro, il Trento è lì, Alfredo. Alessandro, non corriamo, siamo lentissimi, il 90% delle squadre giocano meglio, poi non hanno magari giocatori tecnici come i nostri, ma lenti. Tra qualche ora facile che sia a pari punti con noi, dice Paolo. Chi intendi, il Trento? Sì. Il Trento gioca alle 5:30. Sì, adesso non mi ricordo, era a 3 punti dietro? Sì, 3 punti dietro, per cui in caso di vittoria sì. Ci raggiunge. E quindi a quel punto ti ritroveresti quarto in classifica, credo, no? Sì, terzo pari merito, sì. Poi avresti tutte le altre 3-0 squadre. anche del Renate con le Dolomiti in 10 però. Poi avresti tutte le altre squadre alle calcagno, per cui... Il Renate è già lì, è a -2, e se vince lo scontro diretto martedì, scongiuri a parte, ti supera, ma poi ci sono Alcione, Cittadella lì, a -4. Sì, Alcione c'ha l'Inter stasera. Sì, esatto, è difficile magari che possa far risultato, però l'Inter poi è sempre una squadra un po' che non sai mai come quanto interesse ci mette. Però l'Ecco è la 7ª sconfitta stagionale comunque. Intanto si segnala questa occasione da parte del Brescia con De Maria che ha messo un bel assist. Mario De Maria. Sì. E praticamente poi ha colpito. Intanto c'è un altro cambio. Bonanti, esce Duca, uno dei migliori Bonanti. dell'Ecco, uno dei quelli che non hanno mollato quantomeno oggi. Sì, si esauriscono i cambi quindi. Alessandro, perché siamo partiti per vincere il campionato? No, però dopo che ti ritrovi secondo puoi puntare ad arrivare secondo, terzo, a seconda alla fine dell'andata, puntare a difendere una posizione per i playoff alti in alta posizione, ma evidentemente non è che non puoi averlo, perché secondo me lo potevamo e lo possiamo ancora fare, secondi magari no, terzi sì, ma con questa mentalità non vai da nessuna parte, mi permetto di dire. Mettiamo 2 punti, alla seconda non sa dove mettere se non tocca palla, vero? Con te scomparso dal campo, forse come dice il mister non si allenano mai provando le 2 punte, quindi cioè, magari anche poi quando devi improvvisare le distanze tra i reparti dei giocatori non è che li puoi improvvisare. Sicuramente se partono con una punta la settimana la preparano con Trato una Cisco. punta. Sì, è entrato Cisco e anche Maestrello. Quindi vedi che gente che entra comunque a loro, no? Dalla panchina. Cioè, parliamo. Ermano, sono mesi che non facciamo un tiro in porta snervante, sì. Giocando così sono parecchie partite che facciamo fatica. Che dà fastidio che comunque non ti hanno preso a pallate. No. Cioè tu vedi 3-0, sembra che ti hanno preso pallate. Non ti hanno preso pallate. È quello che non siamo scarsi. È che abbiamo fatto tre cagate. Sì. Scusate, ci sta. abbiamo regalato. Ma poi sai,
già se tu, io arrivo sempre lì, se tu già sai che prima o poi gli errori li fai perché li facciamo, se ti consegni un atteggiamento proprio arrendevole dall'inizio, arrendevole difensivo, a difesa dello 0-0, dove vuoi andare? Sapendo che, mettendo in conto che prima o poi gli errori tu li pesti dentro comunque, no? Ci pesti. Vabbè, niente, ecco l'Ecco in avanti con... Sì, dopo il tentativo da parte di Crespi su assist di De Maria, adesso c'è l'Ecco in avanti sul settore di sinistra. Attenzione, prova a mettere questa palla in mezzo dove non ci arriva però Bonaiti, che quindi è avanzato molto rispetto alla sua zona di mediano, che è quella sua di competenza generalmente. Adesso c'è l'Ecco che prova a gestire il pallone da dietro con Marrone, poi appunto Metlica, e poi Sorensen sventa la minaccia, per cui si ritorna indietro fino a Furlan. L'Ecco deve sbrigarsi e cercare almeno la speranza che possa cercare di creare almeno delle occasioni pericolose nel finale di partita e cercare un po' di riaprire un po' i conti, almeno far capire che l'Ecco c'è anche in questo finale di gara. Attenzione, l'Ecco è in battaglia in mezzo al campo, ci riesce ad ottenere il pallone con Parker che è abbastanza ispirato oggi. Ma è da solo. Attenzione, Urso, il tiro e la parata del portiere di Gori. Sì. Azione insistita qui dell'Ecco. Mi è piaciuto vedere sulla sinistra. Parker così dall'inizio. Magari il primo tempo qualcosina. Sì, no, però cavoli, ha fatto praticamente quasi tutto lui nel secondo tempo. Attenzione, intanto viene inquadrato Eugenio Corini, allenatore di grande esperienza attualmente al Brescia, che ha sostituito Aimo Diana in questa stagione, quindi è arrivato a campionato in corso. Sì, Corini a Brescia è un po' come dire, no? Ci sta. È di lì, è cresciuto lì. Anche se poi la sua carriera è stata a Chievo. Sì, il grosso del giocatore a Chievo. Ha giocato anche a Palermo. Sì, a Palermo, ha anche allenato a Palermo. Però Chievo è stato, era fatto vedere le cose migliori forse. Uno dei giocatori di Del Neri più rappresentativi. Sì, rappresentativi. Sì. Attenzione, Maestrello che ha già 4 reti segnate in questo campionato, ti fa capire poi il tipo di giocatori che subentrano in questa squadra. No, è rimessa laterale. Sì, è rimessa laterale. No, è calcio d'angolo, Sì, calcio d'angolo, mi sembrava. Mancano 4 minuti più recupero, io non so se farà... Vai. Maestrello sulla sinistra passa il pallone a De Maria, ancora Maestrello. Che loro si permettono ormai anche... Sì, di palleggiare proprio con qualità, no? Con serenità proprio. Sì, guarda qua. Attenzione, la mesta, la palla in mezzo, dalla sinistra il colpo di testa e poi Furlan ci mette una pezza, ma il rischio di prendere il quarto gol è stato concreto. Attenzione. Una palla abbastanza innocua. Sì, De Maria, ancora la mesta sul settore di sinistra. Ragazzi. Ci stanno palleggiando veramente in faccia. Attenzione l'intervento da parte appunto di Metlica, che è stato bravo a intervenire sul pallone o meglio a non toccarlo effettivamente, perché poi comunque il pallone è uscito ed è in possesso dell'Ecco. Comunque buon intervento difensivo da parte di Metlica. Tanto ci sarà la rimessa dal fondo battuta dal Lecco, minuto 86, Brescia 3, Lecco 0 al Rigamonti. Attenzione, il Lecco non riesce, fa fatica a proporsi in avanti e c'è in questo finale, in questo momento. Attenzione, avanza la palla al piede. Voltan. Sì, Voltan, poi Bonaiti, ancora all'indietro. Bisogna provare ad avanzare, però un po' più di coraggio, un po' più di personalità anche Bonaiti. Attenzione, Pellegrino, siamo sul settore di destra, lo contrasta De Maria, non so se con fallo, no. Attenzione, ha provato a rincorrere il pallone Voltan, ma è stato bravo ad affrettarsi il Brescia, rimessa laterale per Marrone, per la formazione bluceleste, con Marrone. Adesso c'è Battistini che quindi gli ha dato il pallone Marrone a Battistini. Conate il colpo di testa a far da sponda.
al compagno di reparto e poi lo spintona pure. Su Parker, arriva il giallo, no? No, Sorensen ha commesso fallo su Parker, il numero 99. Vabbè, la spintarella dopo la fine devo anche evitarla. Sì, l'ho notata. No, non tanto il fallo, ma Sì, sì, l'ho notato, sì, questo gesto successivo. Più che altro. La Parker l'ha ammonito, sì. Chi? Sorensen. Adesso Lecco ha le ultime speranze in mano per cercare almeno di mettere dentro un gol, diciamo. Un gol della bandiera. Minuto 88. Attenzione, il pallone in mezzo. Battistini cerca di addomesticare la palla. Ancora Urso prova a dribblare un avversario, la palla in mezzo e poi è bravo in questo caso Fogliata a respingere il pallone. Per cui adesso stiamo entrando nel finale di partita, minuto 89, rimessa laterale per il Lecco, per cui ultimi sforzi da parte del Lecco in questo match. Attenzione, il pallone che filtra, Urso in area di rigore, viene messo giù. Non c'è niente. E non c'è niente. E lì devi chiamarlo, però vediamo. No, però non lo so. Questa non la so. Poi E Cisco lo mette giù. Boh. Non lo chiamano neanche. Non lo chiamo. No, la carta in mano, però. Lo chiamo. Sì, ci provo, 89esimo, però vediamo. Sì, oramai giochiamoci tutte le carte. Sì, sarebbe gol della bandiera, perché poi mancherebbe solo il recupero, però. Vediamo un po' cosa succede con l'ennesimo FVS. Il fuorigioco non c'è, vediamo cosa si inventa per non andarci anche questo. Veniamo a Sodo, abbiamo perso tutti gli scontri diretti Vicenza, Brescia, Cittadella. Sì, ci sarà un motivo, Enrico, sì, è vero. Tanto si attende l'esito del check. Cambia poco. Dai, però un golletto, sì. Dai. In corso il check. Valente in apprensione riguardo alla decisione che verrà effettuata dall'arbitro Zago, coadiuvato appunto all'FVS. Vediamo un po'. Intanto siamo al 90esimo, intanto si vede il settore dei tifosi di casa pestante. Un gran peccato comunque, se mi posso permettere, tutto ciò che è accaduto in settimana, che non ha permesso ai tifosi blucelesti di poter accorrere numerosi, cosa che sarebbe sicuramente successa, fosse stato possibile, allo stadio Rigamonti. Intanto vediamo l'esito della decisione da parte dell'arbitro. Vediamo un po'. Non c'è niente. Non c'è nulla. Strano. Sono già partite particolarmente interessanti. Poi con queste interruzioni che non servono a niente. Non dico una parola, però. 5 minuti di recupero. Sì, va bene. Voltando sul pallone. Voltando sul pallone e poi c'è Urso vicino a lui, dovrebbe battere Urso, il corner, attenzione, si incespica sul pallone in area di rigore, diciamo c'è un po' di caos, attenzione, la conclusione da parte di Parker che viene murata, ancora il Lecco in zona offensiva, siamo vicini all'area, attenzione il tiro di Voltani, la rete, ha segnato marrone. Fuori gioco. Fuori gioco. Anche se non c'era la fuori gioco. Fausto dice che c'è fuori gioco, adesso vorrei rivedere, però gioca un altro no, questo mi sembrava così. E vediamo il replay che adesso viene offerto da Sky. Attenzione Voltani. No, uno di loro. Ma che cazzo di fuori gioco è? Ma perché l'hanno annullato per fuori gioco? Sì, la tocca uno di loro. Sì, perché allora ci ha provato Voltan, poi dopo il pallone è arrivato addosso a un giocatore del Brescia, se non sbaglio poi è arrivato Marrone, no? Giusto? Sì. Non è più fuori gioco, di via uno del Brescia. Sì, allora non è fuori gioco. Ma scusa, dovrebbero guardarla perché guardano tutte le reti, no? Sì, infatti sta andando. Infatti. Sì, questa devo dare. Cazzo,
Marrone, l'uomo degli ultimi minuti. Questo Sì, una rete assolutamente inutile. Sì, Cioè, non fa differenza. Sì, però questo ti fa capire la presenza di questi qua in campo. chiaro. Questi qua che arbitrano, ma cosa stanno arbitrando? Ma cosa stanno vedendo? Sono d'accordissimo con voi, però io oggi non vorrei spostare il focus sulla prestazione assolutamente deludente quella è la prestazione da dementi. Certo, ma anche questi qua cosa guardano? Quello lo sappiamo che... Secondo me questo lo dà perché adesso deve darlo. Guardarini che alza se vedi che l'ha toccato uno del Brescia non puoi alzare la bandierina, è gol. Giancarlo che scrive nella ripresa comunque 2 reti fatte, questa più quella annullata prima. È un rigore, è un rigore. Il problema è quella di prima, ragazzi, Sì. quella di prima che non si è capito per Quello cosa, di prima cosa ha visto, che aveva... non ci ha fatto neanche vedere cosa ha visto, non ci ha Quello fatto vedere niente, non ci ha fatto vedere. Non ha fatto rivedere. Quello di prima aveva anche eravamo ancora sul... Aspetta, sto cercando. Cosa 1-0, intendi? dici il gol, adesso non trovo più dove era. Sì, era 2-0, già 2-0. Di Duca? 2-0, no, 3-0. Però riaprivi al 64esimo, poteva avere un minimo di... Sì, 3-0, che gol li ha presi vicino. Intanto adesso passa tutto il recupero su questa decisione, diciamo, su questo fatto. Intanto si riunisce il Brescia sul suo lato di campo a colloquio tra di loro i giocatori. Intanto si valuta, ma non c'è nulla 2 da minuti, valutare. vediamo la decisione di Zago. Gol 3-1. Che poteva non poteva far diversamente. Sì. Non è che o cambia le regole al momento. Partita mediocre da entrambe le parti. Noi inguardabili. Loro hanno segnato le gol tutti 3 errori e hanno detto tutto. E loro, come dicevo prima, è bastato veramente pochissimo a loro per vincere 3-1, no? Quindi questo ti deve dare l'idea del Proprio l'atteggiamento nostro. sì, atteggiamento sbagliato, in più commetti sempre i soliti errori, soprattutto in fase difensiva, quindi Sì, ci si incaponisce su questi aspetti qui. diventa difficile poi dopo riuscire a far partita pari con una squadra che è comunque più attrezzata di te. Attenzione, Voltan All'inizio dell'anno riusciva e atterrato adesso con non Ate, non c'è fallo. c'è fallo anche qua. Figurati se ti dà la punizione. Però, sai, Bonaitis anni sta fa parlando dicevamo indietro. no, ma magari la società non piace, no? E quindi vieni penalizzato dalle scelte arbitrali. Ma adesso perché? Nel senso, no? C'è Lecco in zona d'attacco, attenzione, c'è Battistini in possesso di palla, siamo sul settore di destra e ancora il Lecco con appunto l'iniziativa offensiva, siamo in area di rigore, il pallone però si perde e viene respinto dal Brescia, minuto 96 di gioco, per cui a breve ci sarà il fischio finale del match e adesso è ancora sulla 3/4 il Lecco, rimessa laterale che viene battuta in maniera tempestiva e poi adesso ci sarà il pallone che verrà c'è il Brescia che comunque sarà protagonista di una rimessa laterale che praticamente penso chiuderà il match Sì, no, match che dovrebbe finire credo qua e quindi Sì, poi sono stati fermi. sì, però non ha neanche molto senso recuperare quel recupero lì che non hai giocato. No. Ormai la partita è virtualmente finita. Vediamo. Vanno a vedere un fallo di Konaté. Sì, fallo di Konaté che appunto oramai diciamo che non c'è molto più da dire, insomma anche io faccio fatica un po' a trovare le parole, sono sincero e oramai la partita è praticamente finita. La partita è finita, quindi... cioè non so neanche bene cosa dire. Matura la 7ª sconfitta in campionato per il Lecco, che però è un po' il preludio a una situazione che in classifica si fa difficile, perché il Trento rischia di arrivarti già stasera a pari e il Renate rischia di superarti martedì sera, o comunque uno scontro diretto per il 4º posto a quel punto.
in poche settimane abbiamo buttato al vento quanto fatto di straordinario nella prima metà di campionato. Sì. Quindi davvero male. La transizione, la guida... Sì, adesso c'è Bonaiti sulla destra, proverà a mettere il pallone con Battistini, poi Metlica. Attenzione, il tiro che viene murato dal limite dell'area. Ho provato, non ho visto chi era. Attenzione, il tiro veramente dalla lunghissima distanza da parte del Brescia è finito. Finisce qui, Brescia batte Lecco 3-1, risultato pesantissimo. Solo nel recupero arriva il gol dell'Lecco, il gol della bandiera, possiamo dirlo tranquillamente, e veramente risultato molto, molto pesante. Tra poco andiamo da Benedetta per un commento finale alla partita, dopodiché facciamo delle considerazioni per concludere qui in studio. I nostri amici da casa naturalmente molto molto delusi. Roberto, Fausto, nell'era del maledetto VAR gli arbitri sono spettatori non paganti, in C bisogna correre e tirare pochi fronzoli e basta, e che noi né corriamo né tiriamo, Alessandro. Un punto purtroppo è questo. Vero che invece era già sul 3-0, ma con le 2 punte siamo stati più pericolosi. Michele, noi andiamo predicando da mesi, ma non ci ascolta. Giustamente l'allenatore lui fa quello che si sente di fare, però poi i risultati non stanno arrivando. Noi mediocri al di là dell'atteggiamento, ma se facciamo questi errori in difesa da principianti l'allenatore non può fare nulla. Vero, però può trasmettere una mentalità diversa che in questo momento non c'è. La verità è che non era la nostra reale collocazione all'andata, anche questo purtroppo è vero. Lui abbiamo sempre detto, stavamo sovraperformando essere secondi alle spalle di Vicenza per la rosa che abbiamo. Fausto? No, l'unica consolazione è che la Primavera ha battuto il Venezia 3-1. Questo sicuramente sì, perché la Primavera sta facendo un grandissimo campionato di Primavera 2. Vediamo di contattare magari Benedetta per un commento anche da lei, e poi c'è una statistica che mi fa impressione, sì, che sono i 4 tiri fatti dal Brescia durante la partita per segnare 3 gol. 3 gol. Sì. Possiamo anche non dire più. Questo dice tutto, insomma. Quasi. Adesso dovremmo metterci in connessione con Benedetta. Sì. Benny, ciao, mi senti? Ciao, sì, ti sento. Niente, allora, secondo tempo che è andato poi addirittura peggio della ripresa, perché se poi già non abbiamo un atteggiamento offensivo, ci mettiamo anche i soliti errori banali dietro, veramente Brescia col minimo sforzo vince largamente. Sì, ma come ti dicevo agli intervalli, in realtà non vedevo purtroppo grandi segnali che facessero pensare a una rimonta del Lecco. Lo dicevo quando eravamo sotto di un gol, figuriamoci poi nella ripresa, perché si è capito subito che aria tirava. Poi secondo me Valente ha fatto ancora i cambi troppo tardi, perché poi farli sul 2-0 è già comunque inutile. Sul Lecco che non mi è piaciuto per niente, dico la verità, scarico, non è mai stato in partita, sembrava quasi che non ci credesse. Non ha, poi c'è il solito problema di tirare poco, di tirare male, di non creare veri pericoli, no, dalle parti del portiere avversario, quindi un brutto passo falso, direi, perché proprio per come è arrivato, ti ripeto, perché si poteva perdere qua, anche se sarebbe stato meglio non farlo ovviamente, ma giocandosela almeno. Invece secondo me l'Ecco oggi non se l'è nemmeno giocata. Assolutamente, ma adesso si fa dura anche per il terzo posto, perché Benny, il Trento vincendo aggancia il Lecco e il Renate martedì ha la possibilità di scavalcarlo. Purtroppo ho già visto i risultati del pomeriggio e non sorridono affatto. Sì, diciamo che il terzo posto sembrava comunque una certezza ormai, del tipo va bene, magari non arriviamo secondi ma terzi non c'è il rischio. Invece adesso bisogna davvero difendere con le unghie e con i denti anche il terzo posto, e non è una frase retorica, ma martedì con il Renate non si può sbagliare. Cioè, spero che questo sia chiaro a tutti, perché comunque perdere ulteriore terreno, scendere di una posizione in classifica sarebbe anche solo dal punto di vista del morale uno smacco non da poco. Cioè, secondo me anche per lo stesso Valente, comunque per i giocatori, deve scattare qualcosa anche a livello di orgoglio. C'è una squadra che per qualche settimana è stata vicinissima alla vetta, adesso rischia di scendere addirittura al quarto posto. È una cosa che secondo me nessuno deve permettere.
Ripeto, proprio per una questione di amor proprio, di morale, perché poi dopo si va in fretta a scendere ulteriormente. Quindi non lo so, mi aspettavo, ripeto, qualcosa di molto diverso oggi. Assolutamente, ma c'è da dire però anche, Benny, che il primo a dover trasmettere qualcosa di diverso deve essere Valente, altrimenti... Certo, sono d'accordo. Cioè, il problema è che a sentire lui va sempre tutto bene. Ma non sta andando bene. Siamo nel ritorno siamo sotto metà classifica. Esatto. Cioè, a sentire lui va tutto bene, tutto parte di un percorso che prima o poi mostrerà i suoi frutti. Cioè, non mi è ancora chiaro quando questo succederà, in che modalità, perché comunque adesso, come dicevo anche prima, c'è in ballo tanto, cioè questa è la fase delicata, la fase decisiva, scusami, oltre che delicata, del campionato, ed è questa la fase in cui il Lecco deve dimostrare chi è davvero, secondo me, perché non vorrei, cioè spero che non sia così, cioè sono ancora convinta che non sia così, però spero che non arrivino a farci pensare che quello che abbiamo visto nel girone di andata è stato tutto un'illusione o comunque un qualcosa dovuto anche a un po' di fortuna, una serie di circostanze favorevoli. Io non credo che sia così, poi tante cose sono andate bene, adesso il Lecco sta ancora facendo a meno di uomini importanti, uno su tutti Sipos che manca terribilmente, perché leggevo prima un po' di commenti anche nella vostra chat, qualcuno diceva che ha coperto tante magagne, ne sono convinta anch'io, perché magari nelle giornate in cui le cose non andavano bene lui in qualche modo riusciva a segnare o comunque ad aiutare a segnare. Manca lui e manca un pezzo importantissimo al Lecco, ma ci sono anche altre assenze, però secondo me c'è qualcosa di più profondo da sistemare, perché non può essere ridotto tutto a un'assenza. Ma anche perché comunque il mercato di gennaio ti ha messo a disposizione una squadra che prima non avevi, a livello di profondità di rosa. Cioè, sulla carta le opzioni ci sono, poi è vero, ci sono stati anche qua degli episodi sfortunati, perché ci sono stati già degli infortuni, vedevo qua prima in tribuna sotto la nostra tribuna stampa Basili per esempio, un giocatore che sembrava essersi inserito bene, poi subito si è dovuto fermare, vedevo Mallamo, un altro giocatore che comunque era praticamente un titolare fisso nel girone d'andata, cioè tante cose che non sono girate a favore, però ripeto, non può essere ridotto tutto a quello, secondo me. Sono d'accordissimo con te. Va bene, ti lasciamo allora alla sala stampa, ci risentiamo dopo. Ciao Benny. Ciao. Giro finale, mister, ripartire subito, come si fa a ripartire dopo una prestazione così deludente? Martedì, 3 giorni dopo, giochi ancora in casa con Renate di Foschi. Come si fa? Si fa tenendo buono qualcosa che si è visto un po' con l'ingresso di Parker. Io spero che abbiano capito che lui deve partire dall'inizio, e evitando gli errori che abbiamo fatto sui 3 gol, perché effettivamente, lo diceva prima Davide, i numeri parlano di 4 conclusioni in porta e 3 gol, e noi non possiamo permetterci la nostra forza è sempre stato Furlan che faceva sempre parate, situazioni. Oggi Furlan non ha parato, in più ha contribuito purtroppo un episodio anche un po' sfortunato sul terzo gol, non da squadra come il Lecco. E martedì hai qua il Renate che ce l'hai alle calcagne, devi per forza mettere a posto le cose che oggi non sono andate, che sicuramente sono stati gli errori difensivi veramente non da squadra da questa classifica, e migliorare davanti, perché Parker, visto nel secondo tempo, in questo momento non può star fuori, perché è stato veramente il migliore per quello che si è visto oggi. Lui e Duca sono stati due che hanno cercato perlomeno di fare le cose un po' più importanti. Davide, secondo te come ripartirà martedì? Non sarà una partita, allora, in ogni caso non era una partita facile, secondo me quella contro Renate, per cui non è, perché è una squadra ostica, la conosciamo, e vabbè, sappiamo anche benissimo che allenatore ha, perché ci ha guidato anche ad essere promossi in Serie B, però ecco, arrivarci così sicuramente non è proprio il massimo. E poi adesso con questa partita si è chiusa la 29esima gara di campionato. Martedì siamo alla 30esima su 38, per cui ci stiamo avvicinando alla fine di questa fase di regular season. È veramente un peccato vedere il Lecco un po' in caduta libera rispetto a quello che era stato fatto nel girone d'andata,
E la speranza è che, diciamo, ci si sacrifichi un po' nell'ultima fase di campionato, a livello anche di energia, anche di, diciamo, in questo senso, per poi essere più riposati poi per i playoff e saltare più turni possibile, essere più avanti più possibile in classifica, anche se adesso il rischio di perdere posizioni è molto concreto, anzi può essere benissimo già oggi uno di questi giorni, però se non stiamo attenti anche martedì potrebbe essere una bella trappola. Assolutamente, allora ci salutiamo, grazie a Fausto Riva in regia, grazie a Giulio Invernizzi, Grazie a te. grazie a Davide Olivieri, grazie a voi che ci avete seguito da casa. Purtroppo anche oggi però una giornata negativa per i colori blucelesti. Seguite tutte le nostre trasmissioni a partire dall'aftermatch questa sera, ci rivediamo martedì sera per raccontarvi Lecco Renate, ciao! Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport.